Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, bentrovati anche per questo mercoledì 25 maggio. Siamo pronti ad aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica, soprattutto della cronaca, perché è stata una serata davvero difficile per la zona pedemontana del Veneto, che è stata sferzata dal maltempo, vento fortissimo, grandine, tanta grandine, soprattutto nella zona di Asolo, e veri e propri nubifragi. Le immagini sono davvero impressionanti. Partirei da queste di Asolo, una città imbiancata, sembra quasi neve. Ieri sera sono stati minuti davvero concitati sulle strade comunali di Asolo. Sono entrate in azione le squadre ovviamente dei pompieri, della protezione civile e quant'altro. Questa la situazione, come vedete, sono immagini che poi si sono viste un po' in tutta la fascia pedemontana, anche nel Vicentino, nella zona del Bassanese, Montecchio Maggiore, la zona poi di San Zenone e Romano de Zelino. Siamo pronti con i vari collegamenti, quindi con la zona di Romano de Zelino e ancora Montecchio Maggiore con la nostra Luisa Bertini, ma partirei da uno dei comuni più danneggiati. Ecco, sono immagini davvero impressionanti, sembrano delle nevicate. Il comune più colpito, quello di Spresiano, dove la copertura della piscina comunale ha subito diversi danni. Non so se il collegamento con la nostra Anna De Roberto è pronto, chiedo alla regia. Anna, per caso c'è? Non c'è ancora Anna De Roberto, fra poco si collegherà per l'appunto da Lovadina, dove vedete è successo questo. Questa è la copertura, questo il tetto della piscina di Lovadina. Ci sono stati dei sopralluoghi in mattinata, ma la conta dei danni è iniziata un po' ovunque. Vi dicevo appunto del Vicentino, direi di partire quindi dalla situazione nel Vicentino, perché abbiamo un contributo dalla nostra redazione di Vicenza. Ci sono stati problemi a Mussolente, Arzignano, Schio, Tiene, Breganze, Montecchio Maggiore, Sovizio, Creazzo, Trissino, anche ad Altavilla e Arcuniano. Questa la situazione, ce la racconta Daniele Garbin. Dopo una lunga siccità, il maltempo ieri sera si è scatenato anche nel Vicentino e ha colpito violentemente con modalità tipicamente più estive la zona ovest della provincia. Tra le 20 e le 22, oltre la decina gli interventi dei vigili del fuoco. Sferzate da vento, grandine e pioggia alla vallata del Chiampo e i comuni di Arzignano, Tiene, Schio e Montecchio Maggiore. Qui i pompieri hanno cercato di mettere in sicurezza il tetto danneggiato di un condominio composto da 6 appartamenti, dove una famiglia è stata costretta ad evacuare l'alloggio e cercare ospitalità altrove. Il forte vento ha abbattuto molti alberi, danneggiato tetti, comignoli, grondaie di molte abitazioni, ma sono stati anche gli allagamenti a creare forti disagi. In via Cimarosa un automobilista è rimasto bloccato nel sottopasso allagato, dove l'acqua ha superato il metro di altezza. Allagamenti in via Galvani, Volpato e Collodi. Segnalata ad Arzignano la caduta di grandine in forte concentrazione, tanto da ostruire molti tombini e condutture, impedendo il normale deflusso dell'acqua, creando allagamenti su strade pubbliche, sottopassi e interrati privati. Problemi sui contatori elettrici in via Manin e una grondaia pericolante in piazza Beltrame. Ecco, così nel Vicentino, ma vedo pronta la nostra Anna De Roberto, che si trova a Spresiano, a Lovadina, con Mattia Pizzaia. La vedo con degli ospiti, tra cui il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Buongiorno Anna, che cos'è successo a Spresiano? Ci siamo Cristian, buongiorno. Allora, come hai detto tu, il comune della Marca Trevigiana più colpito dal maltempo di questa notte è proprio Spresiano. Siamo con il sindaco e con il gestore delle piscine comunali, siamo alle Bandie, frazione di Lovadina. Lo vedete alle mie spalle, se Mattia riesce ad inquadrare il tetto delle piscine comunali è completamente divelto. Ci sono pezzi di lamiera anche a terra, una scena quasi apocalittica, perché è davvero
il vento ha sradicato praticamente la copertura del tetto e la superficie interessata è davvero di grandi dimensioni. Il sindaco che è qui con me in realtà è da questa mattina che fa il giro del suo comune, perché tante altre zone, sindaco, sono state toccate da questo maltempo anche in maniera piuttosto importante. Che cosa ci racconta? Che cosa ha visto? Ho visto un territorio molto provato, ho diverse alberature anche piuttosto importanti che sono state divelte, ho alcuni tetti, adesso mi hanno appena dato notizia che c'è anche un'azienda qui vicino che ha la copertura completamente sradicata, e poi questo che oggettivamente fa male, perché dopo 2 anni duri, dopo gli aumenti anche, no, dell'energia elettrica, poi magari Federico saprà meglio di me, anche questa botta qui non ci voleva. Allora, come si muoverà lei oggi? Partirà anche già, insomma, una conta dei danni ed eventualmente la richiesta alla Regione di intervenire? Ma adesso è presto per vedere, insomma, se è il caso anche perché sappiamo bene che ci sono delle zone private per le quali esistono già delle assicurazioni in essere, quindi vediamo un attimo. Oggi stiamo procedendo assieme al mio vice sindaco e anche all'assessore alle manutenzioni, stiamo procedendo con la conta intanto e con la messa in sicurezza più che altro del territorio, perché oggettivamente ci sono delle zone difficilmente raggiungibili con alberature in mezzo alle strade. Già da stamattina siamo attivi sia con la nostra squadra di operai, con Contarina che sta spazzando le piste ciclabili e anche con la ditta preposta al verde, per cui adesso stiamo cercando di tamponare così. Ci sono, Cristian, dei luoghi, tra l'altro luoghi proprio quelli dei bambini, quindi la scuola media con il piazzale in cui è caduto un albero, poi l'oratorio, anche qui il maltempo ha sradicato un altro albero, quindi ci sono luoghi che voi avete, a cui insomma, li avete recintati, il passaggio è interdetto e qui bisognerà intervenire al più presto. Sì, certo, saranno sicuramente i primi luoghi dove andremo a tagliare e a riportare alla normalità. È chiaro che di buono in questa vicenda preferivo quando venivate a vedere le scarpe, ecco, no? Qui a Spresiano, le scarpe del sindaco. Di buono c'è che è venuto di notte, perché di giorno probabilmente saremo qui a raccontarci un'altra storia. Insomma, fino a questo momento non mi risultano danni alle persone e questa è l'unica buona notizia, ecco. Allora, Federico, gestore da 5 anni qui delle piscine, i danni sono ingenti, sono tanti, piscine interdette ovviamente per la giornata di oggi e poi fino a data da destinarsi. Sì, i danni appunto sono parecchi e diciamo che non ci volevano proprio, visti gli ultimi periodi che abbiamo attraversato, però contro il tempo non si può far niente. Ci siamo attivati subito cercando di mettere in sicurezza tutto quanto, grazie anche all'intervento della Mosole, e adesso aspettiamo che venga fatto l'intervento, che credo già in giornata, al massimo domani mattinata. Allora, lei diceva appunto carabollette, insomma siete stati colpiti da diversi punti di vista, no? In questa attività, questa è l'ennesima, come ci si rialza però? Rimboccandoci le maniche e continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto, e adesso più di prima bisogna trovare la forza di trovare idee, risorse eccetera per poter continuare ad andare avanti con la nostra attività. Chi l'ha chiamata stanotte per... E il manutentore questa mattina, quando è arrivato alle 6, mi ha svegliato dicendo che appunto c'era un qualcosa che neanche lui riusciva a credere. Ecco, allora Cristian, Spresiano poi in realtà nella Marca Trevigiana tanti certo. comuni colpiti, se ne parlava proprio qui 5 minuti prima di questa diretta, da Giavera a Montebelluna, i vigili del fuoco sono al lavoro su diversi capannoni, ne abbiamo visti anche qui a Spresiano, capannoni con il tetto scoperchiato. Sindaco, è ancora il caso di parlare di prevenzione? Cosa si può fare? Ma io credo che adesso veramente i fenomeni atmosferici abbiano raggiunto un livello tale che sì, puoi prevenire finché vuoi, ma quando il vento arriva così è difficile davvero prevenire. Noi
sono sicuro che nel 99% dei casi sia tutto quanto fatto a regola d'arte e rispettando le normative vigenti. È chiaro che quando ti si abbatte una cosa del genere, è fatalità solo a Spresiano, cioè ha preso proprio un corridoio che ha beccato solo noi, c'è andata anche bene negli ultimi anni, perché devo dire che spesso eravamo noi quelli appena sfiorati e sto giro qua stiamo pagando anche le volte che non ci siamo capitati in mezzo, ecco. Allora Cristian, noi continuiamo il nostro viaggio in realtà nella Marca Trevigiana, quindi poi ti chiederemo la linea più avanti. Hai qualche domanda per i nostri ospiti? Allora, no, per il momento no Anna, ti ringrazio, continuiamo a raccontare cos'è successo ieri sera in Veneto. Ci sentiamo dopo. Ti ringrazio te e i tuoi ospiti, una situazione come vedete difficile, tra l'altro Anna è collegata da una piscina, proprio le piscine come diceva prima sono tra le attività più colpite in questi anni, prima la pandemia, poi il caro bolletta, adesso anche il maltempo. Dicevamo appunto che ieri sera grandine, nubifragi e vento hanno colpito, hanno sferzato un po' tutta la fascia pedemontana, ci sono stati anche dei danni alle colture, danni che sembrano ingenti ma sono in corso di quantificazione, anche qui abbiamo delle immagini. Tra l'altro è atteso ancora maltempo nelle prossime ore, fino a domani l'allerta quindi è gialla, lo ha deciso il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto, che ha dichiarato quindi lo stato di attenzione per criticità idrogeologica riferita allo scenario per temporali forti, valido fino alle 15 di domani più o meno, comunque per tutta la giornata di giovedì 26. Le previsioni quindi indicano ancora possibili rovesci, soprattutto sulla fascia delle prealpi. Questa quindi la situazione. Siamo in attesa sempre di collegarci con il vicentino, con Romano De Zelino, dove per noi c'è la nostra Sharon Di Carlo. Non appena il collegamento sarà pronto darò la linea a Sharon, in attesa ovviamente di un cenno da parte della regia. Per il momento però direi di andare avanti con la cronaca e con questa operazione che ci porta nel Polesine. La polizia di Stato ha tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti il gestore di un noto locale a Polesella. Questo a seguito di segnalazioni ricevute in merito a una fiorente attività di spaccio in corso appunto nel locale. La squadra mobile di Rovigo ha organizzato una serie di servizi mirati per il contrasto del fenomeno in questione. Come vedete ha posto i sigilli al locale. Il gestore, un uomo rodigino sessantenne, si parla negli atti finora appunto messi a disposizione di un giro di droga particolarmente consistente. Il locale, come vedete appunto, è stato posto sotto sequestro. Direi di andare avanti ancora con la cronaca che ci riporta nel Trevigiano a Valdobbiadene per un inquietante furto in chiesa. Sono state rubate delle ostie consacrate. Il parroco parla espressamente di rischio di messe nere. Non il solito furto di offerte, come spesso accade nelle chiese, ma la sottrazione di ostie consacrate che fa ipotizzare al parroco un uso inquietante, addirittura a scopi esoterici. È un furto sacrilego, quello avvenuto sabato pomeriggio nella chiesa della frazione di Guia, a Valdobbiadene, da dove sono sparite le ostie consacrate che erano chiuse all'interno del tabernacolo. Per Don Romeo Penon, che regge la parrocchia di San Giacomo Apostolo, i malintenzionati che se ne sono appropriati potrebbero usare le particole per le messe nere. Del fatto il sacerdote ha subito informato il vescovo. La parrocchia ricade sotto la diocesi di Padova e Monsignor Claudio Cipolla ha concordato nell'avvisare immediatamente del furto i carabinieri. Resta il dubbio sull'utilizzo di quelle ostie consacrate, un episodio che preoccupa l'intera comunità, dal sindaco Luciano Fregonese ai cittadini, che sospettano che gli autori del furto possano essere venuti da fuori comune agendo indisturbati, visto che la chiesa non è dotata di telecamere di videosorveglianza. Una tragedia in Egitto sul Mar Rosso è costata la vita a un trevigiano.
Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Errol Salvador, 62 anni, titolare del salone Errol Style di Ceneda di Vittorio Veneto. L'uomo si trovava in vacanza in Egitto assieme alla moglie, era arrivato da qualche giorno. A stroncarlo, forse un infarto. Il 62enne è stato colto da malore mentre si trovava sul Mar Rosso. Era appena uscito dall'acqua quando all'improvviso si è accasciato a terra sotto lo sguardo attonito della moglie. Immediatamente è stato soccorso dal personale sanitario che ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Non era malato, non aveva nessun problema di salute. Solo l'autopsia potrà chiarire cosa è accaduto al 62enne. L'uomo lascia la moglie ed un figlio maestro di ballo a Collumberto. Questa è la cronaca dal Trevigiano. Vi anticipo, siamo in attesa di collegarci sempre con Montecchio Maggiore, fra pochi minuti con la nostra Luisa Bertini e con Romano De Zelino, con Sharon Di Carlo. Ma prima però andiamo in montagna, andiamo nel Bellunese, perché ci sono anche le buone notizie, perché nelle prossime ore in Veneto arriva il Giro d'Italia, la Carovana Rosa, che proprio nella nostra regione vivrà i momenti più emozionanti. Domani si parte da Borgo Valsugana e si arriva a Treviso, venerdì tappa friulana, sabato il grande tappone dolomitico, si parte da Belluno alle 12:15, obiettivo Marmolada. Per noi collegato telefonicamente c'è il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardina. Buongiorno sindaco. Buongiorno ad Antenna 3, scusate l'improvvisazione, ma siamo su un cantiere assieme al collega di Alleghe e all'assessore Bottaccini, un cantiere importante, quindi non ho potuto fare meglio che il collegamento. Assolutamente, ci mancherebbe sindaco, anzi fra poco ci parlerà anche di questo cantiere molto importante, ma restiamo appunto sul Giro d'Italia che arriva in Veneto e appunto dicevo il tappone dolomitico è sempre il tappone dolomitico. Come si sta preparando l'Agordino e in particolare il suo comune? Ma è un grande onere innanzitutto, dopo sarà un grande onore nel senso che sappiamo che è la manifestazione sportiva più importante, sappiamo però che ha tutta una serie di complicazioni di organizzazione che ha impegnato, devo dire, molto. Le strutture dei comuni sono notoriamente sottodimensionate, stiamo cercando di fare tutto quello che possiamo e grazie al volontariato che ricordo sempre con grande simpatia riusciamo a mettere in campo un piccolo esercito di uomini e donne che staranno alle intersezioni, ai bivi, ai parcheggi, c'è tutta una serie di problematiche che io credo col volontariato abbiamo risolto. La collaborazione con la questura, la prefettura, le forze dell'ordine è ottima, nel nostro piccolo anche la polizia locale, sappiamo che i nostri comuni hanno 1, 2, massimo 2 agenti di polizia locale, hanno un buon rapporto, un buon supporto con la caserma dei carabinieri e anche, ripeto, con la questura, quindi bene mi sembra. E sindaco, tra l'altro adesso ringrazio la regia, Alberto Piovesan, Simone Merlo, vediamo come si sta preparando proprio il suo territorio, vediamo questi striscioni rosa e quant'altro. Avete quantificato le presenze che potrebbero arrivare lungo il percorso? Ieri in prefettura abbiamo fatto una delle tante riunioni che queste settimane si sono svolte proprio sul Giro Italia. Il prefetto ha fatto dei numeri che sono impressionanti, si parla di 150-200.000 presenze diciamo fra i comuni di Alleghe e di Rocca Pietore, che poi sono contigui e saranno quelli più interessati al parcheggio delle macchine. Difatti abbiamo istituito un servizio di navetta che in qualche maniera andrà a tamponare la salita di chi non riuscirà a salire in macchina dal momento che si chiudano le strade, perché non tutti potranno salire al passo pedaia in macchina, è ovvio, non certo. Abbiamo il parcheggio sopra. E senta sindaco, torniamo invece al cantiere, immagino siano le opere collegate alla ricostruzione post Vaia.
Cosa ci può dire? Sì, io sono qua in macchina, sono appena salito in macchina col collega di Alleghe, e siccome è un cantiere che riguarda tutti e due i comuni, se a voi fa piacere posso fare la parola a lui che vi spiega un po' assolutamente che cosa stiamo facendo. Al sindaco di Alleghe, assolutamente, grazie De Bernardin. Pronto, sindaco? Abbiamo appena terminato il sopralluogo con l'assessore Bottacin per vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Siamo sicuramente arrivati a un buon punto. L'impresa ha lavorato a ritmi molto sostenuti, anche perché dobbiamo vedere di contenere i tempi di realizzazione, soprattutto perché l'abbassamento del lago necessario per poter realizzare proprio la parte del canale di presa dovrà essere realizzata in tempi veramente brevi per non andare a pregiudicare la stagione estiva. Il lago, quando inizia la stagione estiva, dovrà essere a livello normale, quindi a partire dal 1° giugno abbassamento del lago, realizzazione delle opere, il 20 giugno tornerà a livello normale. Quindi grande sforzo da parte dell'impresa, della direzione lavori, di Veneto Acque, che hanno concentrato proprio tutte le attenzioni su quest'opera. Opera indispensabile per far sì che quando si presenteranno dei momenti di piena del torrente Cordevole non andiamo a rischiare più problemi di allagamento del lungolago. Ecco, ovviamente ricordo a chi è a casa ovviamente un passaggio di telefono. A parlare non è il sindaco Andrea De Bernardini in questo momento, ma Danilo De Toni, che è sindaco di Alleghe. E quindi, sindaco De Toni, si sta andando avanti sul fronte dei cantieri per il post Vaia. Questa è una notizia importante per tutto il territorio dolomitico. Sì, abbiamo lavorato 3 anni a sprombattuto, partiamo dagli esbosti che purtroppo non sono completati. Questo è una notte dolente perché le imprese boschive non sono molte e le aree da esboscare sono vastissime. Questo lavoro andrà avanti ancora magari per 1 anno o 2, sicuramente per quest'anno non sarà completato. Ci sono opere meno importanti però di ripristino che sono state realizzate, e ci sono quest'opere qua come questo canale scolmatore e altre opere di mitigazione dell'argine del Cordevole che sono in corso e altre praticamente ultimate. Lo spangamento del lago di Alleghe è andato avanti a sprombattuto, sono stati esportati tra il lago e il Cordevole più di 200.000 metri cubi di materiale che è stato collocato a tergo della sponda destra, quindi con l'arginatura, quindi senza interventi invasivi. Io mi auguro che per quanto riguarda il lago e il Cordevole con la fine anno siamo a completamento dell'opera. Sindaco, grazie davvero per questo importante aggiornamento. Lei è sempre con De Bernardin, anche con l'assessore Bottacin? Sì, grazie. No, l'assessore Bottacin è andato via. È andato via. Grazie De Toni, grazie davvero. Allora, questa sera tra l'altro vi racconteremo perché sul posto c'era anche il nostro Fabio Fioravanzi, quindi lo dico ai telespettatori di Belluno, nel corso del telegiornale delle 19:30 ci sarà anche questo importante sopralluogo per Lagordino. De Bernardin, la lascio ai suoi numerosi impegni e speriamo che ovviamente il tempo assista questo tappone dolomitico. Come sappiamo è la variabile delle variabili. Se il tempo si dà una mano sarà una giornata davvero di festa, perché il territorio si presenterà in tutta la sua bellezza. Abbiamo tutta una serie di parcheggi importanti a fondovalle, Alleghe mette a disposizione 1000 posti macchina, Rocca Pietore 600. Quindi diciamo riusciamo a tenere a valle anche molte macchine che non riuscirebbero ad andare su, e l'appassionato poi sale con la navetta. Insomma, sarà un grande lavoro che speriamo di risolvere in questa maniera, perché tutti su non ci possono stare. Sappiamo un po', conosciamo la conformazione del Sedaia, che è bellissimo, però non ha chiaramente parcheggi. Questo è il problema più grosso per gli appassionati, insomma.
Ecco, però insomma è un disagio questo che per chi vuole godere di uno spettacolo unico è inevitabile. Grazie davvero al sindaco di Roccapietro Andrea De Bernardin e a Danilo De Toni, primo cittadino di Alleghe. Ritorniamo sul maltempo, vedo che è pronta la nostra Sharon Di Carlo, come vi dicevo particolarmente battuta anche la zona della Pedemontana Vicentina. Se non sbaglio Sharon si trova a Montecchio, anzi no scusate, a Romano Dezzelino, uno dei territori più colpiti. Buongiorno Sharon. Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i telespettatori. Come raccontato è stata una notte da incubo in tutta la zona pedemontana. Una tempesta, un fortissimo vento ma soprattutto grandine hanno messo in ginocchio tantissimi comuni del territorio. Questa mattina siamo qui a Romano Dezzelino in compagnia del sindaco di Romano, Simone Bontorin. Buongiorno sindaco, ci racconti di questa notte? Buongiorno a tutti. Questa notte c'è stato un temporale fortissimo con raffiche di vento impressionanti e soprattutto una forte grandinata che purtroppo ha danneggiato tutto quello che è l'insieme dell'agricoltura, delle colture che abbiamo in questa zona. Il vigneto alle mie spalle, ad esempio, è uno di quei vigneti di ultima piantumazione che ha avuto danni molto importanti. Parlando con i proprietari si parla quasi di una perdita del raccolto del 100% e di conseguenza tutto quello che è l'indotto che ne deriva da questa coltivazione quest'anno purtroppo andrà perso. Questa mattina la conta dei danni. Questa mattina ci siamo svegliati dopo una notte passata con le squadre di pronto intervento a pulire e a mettere in sicurezza le strade con territorio totalmente abbattuto da quello che era il temporale di ieri sera, ma soprattutto con tanti danni anche alle strutture, penso strutture divelte, penso ai vigneti e a quelli che sono anche le coltivazioni di questo periodo, al mais totalmente distrutti e quindi anche quello che è il danno economico patito dai produttori. Prima la siccità, ora il maltempo, come riparte l'agricoltura del territorio? È sicuramente un danno che non deve farci abbassare la testa perché comunque noi popolo veneto siamo molto bravi a rialzarci, però serve anche che le istituzioni, in particolare quella regionale, facciano il possibile per dare un aiuto, quindi anche una dichiarazione di stato di emergenza per andare a coprire quelli che sono i costi derivanti da questi eventi atmosferici estremi e ad esempio parlando con quelli che sono i produttori della zona andare a coprire almeno quelle che sono le spese vive perché altrimenti quest'anno i raccolti non ci saranno. Ha ricevuto tante chiamate questa mattina? Soprattutto da parte di quelle persone che con questi eventi degli ultimi 10 giorni stanno per perdere tutto quello che è il loro reddito dell'anno e quindi serve che la parte politica, le istituzioni siano loro vicine per dare una mano, per essere da tramite tra territorio ed enti superiori e portare anche a un coordinamento di quelli che saranno gli aiuti perché la situazione altrimenti potrebbe essere molto grave. Sindaco, aiuti che servono oggi? Aiuti che servono subito perché la stagione è appena iniziata e queste coltivazioni purtroppo una volta che sono perse non possono essere ripristinate, mentre ad esempio con la coltivazione del mais bisognerà fare un'altra semina, una nuova piantumatura, nuovi trattamenti e lì magari in qualche modo si riuscirà a recuperare, ma con i vitigni, con le coltivazioni a frutteto purtroppo il danno è irrimediabile. Grazie al sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin. Cristian, se non avete domande vi restituiamo la linea. Grazie davvero Sharon a te e ad Andrea Benetti per questo collegamento. Come vedete ci sono anche i danni ingenti alle colture, si tratta probabilmente del primo grosso danno di stagione registrato soprattutto appunto per le colture simbolo del nostro territorio. Fra poco ci collegheremo anche con Luisa Bertini, sempre nel Vicentino però da Montecchio Maggiore. È quasi pronta anche la nostra Ilaria Marchiori, ritorniamo sulla tragedia di Porto Marghera. Tutto questo dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa giornata di cronaca a nord-est, anche alla luce di quello che è successo ieri sera, il maltempo che ha sferzato la Pedemontana. Fra poco nuovi collegamenti dal territorio, ma la cronaca ci riporta nel veneziano a Porto Marghera, perché appunto è ancora forte l'eco della morte tragica del giovane Alessandro Zabeo, morto sul lavoro per
l'appunto al terminal di Porto Marghera, ma ci aggiorna la nostra Ilaria Marchiori con Paola Barbato. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ieri è stata la giornata diciamo del lutto, del rispetto nei confronti di Alessandro e della sua famiglia, ma è stata anche la giornata in cui sindacati e lavoratori hanno bloccato il porto dalle 5:30 fino poi a mezzanotte in segno di lutto, in segno di solidarietà, ma anche per lanciare un forte messaggio. Oggi invece a livello nazionale è stato indetto uno sciopero di 2 ore a fine turno, a fine prestazione da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici del porto. Non solo, dai colleghi del porto di Livorno è arrivata anche la notizia di poter fare una donazione alla famiglia di Alessandro, proprio in segno di solidarietà, proprio per dare un aiuto, e oggi pomeriggio alle 16:30 qui arriverà il viceministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili Teresa Bellanova, proprio per incontrare l'autorità portuale, e domani alle 16:30 invece il presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio incontrerà i sindacati per poter discutere anche le linee sul da farsi. Qui insieme a me però, come vedete, c'è un ospite, lo presento solo ora perché volevo dare una panoramica di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Michele Gallo, il presidente dell'Associazione Marittimi del Veneto. Allora, Presidente, Agenti Marittimi del Veneto, allora Presidente, innanzitutto il porto di Venezia ha battuto un po' un record per quanto riguarda la sicurezza. Ne parlavamo proprio anche ieri in collegamento con i sindacalisti, perché l'ultimo incidente mortale che si era verificato è stato 14 anni fa, quindi dal punto di vista della sicurezza cose ne sono state fatte. Non è abbastanza, bisogna lavorare ancora. Beh, questo comunque, intanto volevo fare le condoglianze da parte nostra, come hanno fatto altri giustamente, alla famiglia di Alessandro Zabbeo. Per noi altri è sempre, scusate la commozione, ma è sempre una grande tragedia. Sapere che noi siamo una grandissima comunità e per noi altri è una cosa terribile sapere che uno di noi, e siamo tutti uguali, si trova in situazioni di questo tipo, può morire a quell'età, è una cosa terribile. Detto ciò, gli investimenti e l'ottica, soprattutto io dico culturale, deve essere sempre l'argomento pregnante dei nostri pensieri, delle nostre azioni di tutti i giorni, e per questo so che da tanto tempo che vengono fatti investimenti, so che l'autorità portuale, il presidente Di Blasio, ha riconfermato che la strada è questa da percorrere, lo davamo per scontato e sarà sempre questa, cioè quella di fare investimenti, ma soprattutto secondo me deve essere fatto un investimento in tempo da dedicare all'istruzione e a incrementare la cultura della sicurezza. Questo vale per il porto di Venezia, che veramente non a caso era 14 anni che non succedevano cose simili, e l'incidente di 14 anni fa, agli incidenti di 14 anni fa è stato posto veramente un protocollo che ha permesso che queste cose in quel caso non si ripetano più. Ecco, farete presente anche questo oggi durante l'incontro con la viceministro Bellanova? Assolutamente, vogliamo che al di là dei 3 argomenti che vogliamo portare alla Bellanova sulle questioni portuali, il focus sia la sicurezza, e questo ce l'eravamo già posti, perché questo deve essere la base di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi situazione. In che senso? Che dobbiamo cercare di far sì che entri nel modus vivendi quotidiano il concetto di sicurezza, e questo deve però essere in tutti, dagli operatori, nel senso operatori economici, ai lavoratori e alle istituzioni che devono
non solo protocollare tutto ciò che è la previsione, l'andamento delle cose, ma anche naturalmente andare a controllare che poi ci sia la vera sicurezza. Certo, ognuno deve fare la sua parte. Ringrazio Michele Gallo per averci detto anche quali saranno i contenuti dell'incontro odierno con il vice ministro Bellanova. Naturalmente li renderemo noti per quanto sarà possibile, perché è un incontro a porte chiuse dove ovviamente non è ammesso l'ingresso alla stampa, e nell'edizione serale dei nostri telegiornali informeremo su quanto è emerso, su quello che sarà il da farsi. Dopodiché ricordo ancora una volta, domani invece il presidente dell'autorità portuale Di Blasio incontrerà i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, per discutere ancora delle linee da mettere in campo per quanto riguarda la sicurezza, ma giustamente deve essere un lavoro fatto da tutte le parti in sinergia. Grazie ancora a Michele Gallo. Se non ci sono domande dallo studio restituisco la linea. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, al tuo ospite Michele Gallo e a Paola Barbato, che si trova con te tutti gli aggiornamenti, come diceva Ilaria, questa sera alle 19 sul telegiornale di Venezia Mestre di Antenna 3. Vi dicevo il maltempo che ha sferzato il Veneto, in particolare la fascia pedemontana. Siamo stati a Spresiano, a Romano Dezzelino. Il nostro percorso poi proseguirà, ma vedo collegata, eccola, da Montecchio Maggiore, la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il maltempo che ha flagellato anche l'Ovest vicentino. Qui ci sono state decine e decine di chiamate ai vigili del fuoco. Adesso mi trovo a Montecchio, siamo a debita distanza perché la zona è stata transennata, perché ieri sera intorno alle 23 i condomini del condominio che vedete alle mie spalle di via Rossini hanno sentito questo forte boato, quindi grandine, vento e pioggia, il forte boato che ha scoperchiato completamente il tetto di questa palazzina di 6 unità abitative. Ecco, le immagini che vedete sono praticamente la copertura del tetto che si è completamente riversata prima sui balconi e poi ovviamente è stata asportata dai vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la palazzina. Al momento le 5 famiglie che abitano in questo condominio sono state fatte evacuare, 3 delle quali torneranno entro stasera nelle loro abitazioni, mentre diciamo il disagio maggiore è stato per altre 2 famiglie, una delle quali si tratta di 2 anziani che abitano al 4º piano, che sono stati ospitati dai figli, e l'altra una famiglia che invece è stata ospitata e sarà ospitata nelle prossime settimane. Insomma, il tempo di mettere in sicurezza gli appartamenti che hanno avuto ovviamente danni dettati dal tetto che si è scoperchiato e quindi dall'acqua che è entrata danneggiandoli. Per 2 settimane saranno ospitati insomma in questo alloggio comunale. Non solo Montecchio, perché di fatto di bombe d'acqua, di segnalazioni ne sono arrivate tante anche dal territorio di Arzignano e di Altavilla Vicentina, dove stiamo andando adesso, quindi diciamo varie tappe e vari danni proprio dovuti anche all'ostruzione di tombini, quindi allagamenti nei centri abitati, di cui ovviamente vi daremo conto nell'arco del nostro TG. Luisa, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti dall'Ovest vicentino, buon lavoro. Ovviamente tutti i dettagli questa sera a partire dalle 18:30 nel corso del nostro telegiornale regionale. E direi, prima di passare al nuovo ospite, di restare sulla cronaca dal Vicentino per raccontarvi di un incidente che si è registrato ieri sera verso le 21 con un'auto che è finita nel fossato. Siamo sempre tra l'altro in zona Montecchio. 2 sono stati i feriti. Possiamo vedere il servizio dalla nostra redazione di Vicenza.
Un incidente ieri sera lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Montecchio e Montebello. Un'uscita autonoma, un'auto che per cause in corso di accertamento è finita nel fossato di Scolo. Il bilancio è di 2 feriti, si tratta di una giovane coppia. Sono stati estratti grazie all'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano e portati in ospedale dai sanitari del SUEM. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la Polstrada. Sempre nel Vicentino la polizia ha arrestato un pluripregiudicato veronese. Vediamo. Della divisione anticrimine della questura hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona a carico di un 56enne veronese che si trovava a Vicenza. Il soggetto, con a proprio carico numerosi precedenti per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, contro la persona e per violazione della legge sulle armi, è stato portato in questura e arrestato. Trasferito in carcere dove dovrà scontare la pena di 1 anno di reclusione per una condanna passata in giudicato per un furto avvenuto a Verona nell'anno 2017. Questa quindi la cronaca dal Vicentino. Do il buongiorno al presidente della Confartigianato di Verona, Roberto Iracri Sareri. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Ecco, mi pare che sul fronte della cronaca non ci siano stati danni particolari nel veronese, ma le chiedo una battuta più in generale. Stiamo raccontando di imprese, soprattutto nel settore agricolo, che stanno contando i danni. Quindi prima la pandemia, poi l'incertezza legata alla guerra, le varie speculazioni in corso e quant'altro, ora anche questo. Diciamo che lo stillicidio è davvero drammatico per certi versi. Assolutamente sì, l'ha detto bene. Intanto abbiamo cominciato con una pandemia che non è ancora terminata e che ci ha messo in forte difficoltà. Poi ovviamente il rincaro delle materie prime, io parlo per ovviamente il mio settore, quindi gli artigiani, l'energia elettrica, il gas, il metano e poi tutto quello che riguarda appunto la guerra e adesso vediamo, insomma, speriamo, insomma, perlomeno a Verona non mi sembra che ci siano stati grossi danni, quindi speriamo che almeno questo non assolutamente. Ecco, il tema adesso chiaramente, Presidente, è quello del caro energia e della carenza di materie prime più in generale. Qual è la situazione nel veronese? Molti suoi colleghi stanno dicendo che c'è il rischio stop per molte imprese se si va avanti così. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto il messaggio del presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, che ha parlato di un'impresa su 4 a rischio stop in 4 mesi. Il rischio è così evidente ed è così presente anche per le imprese dell'artigianato? Sì, le imprese dell'artigianato hanno dimostrato in questi 2 anni una grande forza, una grande resilienza e lo stanno facendo tuttora. Certo è che se la situazione dovesse mantenersi così, molte aziende saranno costrette perlomeno a rivedere la propria attività, se non qualcuno addirittura a chiudere. Lo vediamo tutti nelle bollette anche delle nostre famiglie, in casa, insomma, come sono aumentate. Figuriamoci in un'azienda che di consumo di elettricità o di gas ne ha ben maggiore rispetto a quello che abbiamo nelle famiglie, nelle utenze domestiche. Quindi sicuramente è un problema che ci riguarda, che riguarda le aziende artigiane, che in qualche modo si sta cercando di arginare. Non è una cosa che si può fermare immediatamente dall'oggi al domani, ma bisogna assolutamente che si abbia una visione anche a lungo termine di quello che vogliamo fare con l'energia elettrica, con il gas e il metano. Sì, la difficoltà c'è, abbiamo una grande voglia di resistere, come l'abbiamo dimostrato anche durante la pandemia. Non c'è solo quello, c'è il rincaro delle materie prime, tutte, quindi anche l'edilizia sta avendo grosse difficoltà, si fa fatica a reperirle, perché anche questo bisogna dirlo. E poi c'è il discorso appunto dei bonus, ecobonus e quant'altro, insomma, che
bisogna fare molta attenzione. Questo è un aspetto molto interessante. Lei ieri è uscito tra l'altro anche con una nota formale, dice sui bonus dobbiamo fare chiarezza, non va buttato il bambino con l'acqua sporca, ci sono dei bonus che aiutano l'economia, altri che possono lasciare perplessi, ma insomma attenzione, perché in questo momento l'economia va in qualche modo sostenuta, o sbaglio? Dell'edilizia abbiamo avuto un più 18,8% su base annua e solo nel 2021 un più 13,6% se non ricordo male. Quindi diciamo che è un settore che sta trainando e in questo momento, con tutte le cose che abbiamo accennato prima, non possiamo pensare di fermarlo o rallentarlo. Certo è che ci sono dei bonus che potremo sicuramente eliminare, ma io per quanto riguarda il bonus dell'edilizia, non solo quello delle facciate ma anche il 110, voglio dire insomma che sta creando una grande occupazione e una gran mole di lavoro che sta portando e sta trainando l'economia in questo momento. Voglio anche aggiungere che le nostre aziende si sono formate in questi 2 anni, hanno lavorato in filiera, hanno imparato a lavorare in filiera e stanno cercando di sfruttare l'argomento nel miglior modo possibile. Non si può pensare di bloccare tutto immediatamente, come diceva lei prima, insomma sarebbe sicuramente un grosso errore, un grosso sbaglio. Si parla sempre di green economy, si parla di questi bonus, ma non si parla dell'impatto che avranno. Per esempio, se parliamo dell'edilizia, circa da uno studio fatto a livello nazionale, circa 1,5 milioni di tonnellate di CO2 in meno all'anno verranno emesse grazie a questi ecobonus e a queste ristrutturazioni. Per non parlare poi appunto dell'impatto energetico, anche quello insomma molto molto importante. Quindi si deve andare, anche l'Europa ci dice andare verso questa direzione e noi non possiamo ovviamente fermarci, costi quel che costi. Allora Presidente, adesso la porto a Padova per aprire un'altra pagina. Abbiamo parlato di caro energia, materie prime, il titolo lo dice, no? Da urgenza a problema strutturale. Lei stesso dice servono delle misure nel lungo termine, altrimenti non se ne esce, ma a tutto questo si aggiunge anche la carenza di manodopera che si sta registrando in alcuni settori. A Padova abbiamo raccolto questa storia. Siamo proprio a pochi passi dal Santo, in un locale, in una bar pasticceria. Vi abbiamo inquadrato non a caso questo cartello perché pensate è affisso da diverse settimane, anzi da più di un mese. Questo perché più volte vi abbiamo raccontato della difficoltà di trovare personale da parte degli esercizi pubblici, ma anche di tante altre attività, e questo è esemplificativo perché siamo in un bar a pochi passi dalla Basilica del Santo, quindi con tanta richiesta di lavoro perché insomma è sempre molto affollato, e il titolare ci ha detto che è davvero in difficoltà nella ricerca di personale e infatti sta facendo tutto da solo. Quanto è difficile trovare personale? È un po' difficile, per dire la verità. Anche ieri aspettavo una persona per un colloquio ma non è venuta, cioè prima si prestano, faccio vedere. Questi sono tutti i curriculum di persone che mi portano, io chiamo ma non arriva nessuno. Diciamo che adesso siamo su un periodo un po' particolare perché c'è tanta richiesta dal momento che è esploso il turismo, tutto su un colpo, c'è bisogno di personale e probabilmente c'è anche tanta offerta. Io la giustifico così la cosa. La paga è quella normale, diciamo, di un lavoratore apprendista naturalmente. E saprei dare proprio una giustificazione, non lo so. Il reddito di cittadinanza secondo lei ha influito sulla... Sì, qui andiamo un po' sulla politica che io non conosco, sono fuori da questa cosa, però sì, io sento che molti mi dicono preferiscono di non prendersi determinate responsabilità dal momento che comunque vivono lo stesso. Ecco, questa è una storia, ne stiamo raccontando davvero tante in queste settimane. Presidente Irakli Sareri, che cosa ne pensa e qual è la situazione nelle aziende veronesi?
Puoi ripetere la domanda perché sì, non ho sentito. Mi scusi Presidente, com'è la situazione sul fronte della carenza di manodopera nelle aziende veronesi? Lei che sentore ha? Confermo quello che è stato detto finora, nel senso abbiamo carenza in tutti i settori. Io continuo a parlare con artigiani tutti i giorni, in tutte le categorie, non faccio distinzione. Prima si parlava dell'edilizia, quindi del motore che sta portando avanti, anche lì c'è molta carenza, ma sì, ristoranti, bar, insomma c'è carenza veramente di personale. Bisogna soprattutto lavorare sui giovani, far capire quanto è importante anche cercare di crearsi un'attività, ci sono vari fronti che si possono aprire. Io dico sempre, anche quando vado nelle scuole, non pensate che gli artigiani siano fermi a 20 anni fa, 30 anni fa, l'artigianato è cambiato tantissimo, ci vogliono molte competenze, bisogna formarsi, bisogna avere molte risorse, quindi insomma c'è un mondo che però può aprirsi davanti a voi e può darvi enormi opportunità. Forse bisogna lavorare anche su questo e far capire appunto quello che si può realizzare anche, io parlo per me ovviamente, nel mondo dell'artigianato. Le faccio un'altra domanda, Presidente. La tematica non riguarda, o riguarda solo in parte, mi riferisco al lago ma non penso, tutto il tema delle concessioni demaniali. Riguarda ovviamente le spiagge, ma la questione sappiamo è sul tavolo e sta creando delle fibrillazioni fortissime in maggioranza. Nelle scorse ore pare si sia trovata una quadra con l'ennesima proroga fino al 2024 delle concessioni, se ci sono difficoltà oggettive o contenziosi. Si sta anche in qualche modo risolvendo il nodo degli indennizi. Come sappiamo questa questione è prodromica all'approvazione del DDL concorrenza, perlomeno entro la fine di maggio, anche perché come sapete al DDL concorrenza è legata la seconda tranche di finanziamenti del PNRR. Detto questo, Presidente, quanto la stanno preoccupando queste fibrillazioni all'interno della maggioranza di governo? C'è chi dice anche che l'esecutivo Draghi rischia di cadere, ce lo possiamo permettere? Vede, io lo dico sempre, noi abbiamo bisogno di certezze e non abbiamo bisogno di certezze di mese in mese, abbiamo bisogno di una visione almeno di un anno, se non di 2 anni, per poter lavorare in sicurezza, in tranquillità e avere anche una prospettiva del nostro futuro e di quello che possiamo fare e andare a fare Quando io sento parlare appunto di emergenze che vanno risolte nel giro di 20 giorni, 15 giorni, questo sicuramente non crea un indotto positivo in tutte le aziende, perché come dicevo prima noi abbiamo bisogno di certezze e lavorare su quelle. Quindi mi auguro che si possa trovare sicuramente una soluzione nel più breve tempo possibile, che possa accontentare tutti, ma speriamo che ci sia veramente un clima un po' più disteso. Ecco. Noi, con tutto quello che sta accadendo, con tutte le situazioni che abbiamo dell'aumento delle materie prime, dell'energia, la difficoltà anche a reperirle, abbiamo bisogno di un esecutivo che ci dia delle certezze. Mi auguro che sia così, insomma. Ecco, le faccio un'ultimissima domanda, Presidente. Che estate sarà per il veronese? La Confartigianato, l'indotto, come sappiamo la provincia di Verona ha il lago, le colline del vino e poi la città d'arte di Verona. Che prospettive ci sono? Ecco qua allora sorrido un po' di più perché sembra che stia andando in una buona direzione, nel senso i primi giorni di maggio abbiamo già visto un buon enorme. Si è frizzato un attimo, Presidente. Non solo sul lago, anche come Verona, e quindi sì, no, dicevo che qua insomma i primi giorni di maggio ci hanno fatto capire insomma che stiamo andando in una buona direzione. Abbiamo ottimismo, vediamo comunque la gente arrivare, c'è voglia di uscire, c'è voglia di fare festa, c'è voglia veramente di ritornare a quella socialità che ci è stata negata in questi anni e quindi vedo un futuro abbastanza prospero per quanto riguarda la nostra provincia e il nostro lago di Garda, che è sempre bellissimo e pieno di turismo già.
Ecco, allora Presidente, va benissimo, lasciamoci con una buona notizia che ne abbiamo bisogno. Quindi il quadro è complesso, il mosaico è molto composito ed è in chiaroscuro, quindi sta anche poi alle istituzioni, al governo e quant'altro dare quel sostegno che le imprese richiedono. Quindi la ringrazio, grazie davvero a Roberto Iracri Sareri, Presidente della Confartigianato di Verona. Grazie Presidente. E noi ritorniamo a Padova per una storia che sta diventando virale, fa sorridere, ma a pensarci bene c'è poco da sorridere. Vedete. L'urgenza non giustifica certo la maleducazione e la mancanza di rispetto. Le immagini che state vedendo sono state riprese dalle telecamere interne della pasticceria Graziati in Piazza della Frutta a Padova. Si vede un uomo entrare nella sala da tè riservata ai banchetti e quindi al momento vuota e urinare sul pavimento. Il bagno si trova proprio accanto alla saletta e quindi non si capisce come mai l'anziano immortalato dalla telecamera abbia scelto di compiere un gesto così maleducato. Il titolare della pasticceria è ancora sbalordito. In tanti anni che sono qua, che sono quasi 40 personalmente, c'erano 4 turisti stranieri di lingua tedesca, ben vestiti, tranquilli, sui 65 anni, 2 maschi, 2 femmine, uno dei 2 maschi era anche in sedia a rotelle, l'altro maschio a un certo punto si è alzato, è andato giù in bagno e anziché andare in bagno, anziché prendere la porta del bagno, ha preso la porta a fianco in una delle nostre sale da tè. I miei camerieri hanno trovato una pozza per terra, mi ha detto per piacere voglio vedere sulle telecamere cosa è successo e incredibilmente abbiamo visto questo signore che si è preso i pantaloni e ha fatto la pipì per terra in mezzo alla saletta da tè. Il signor Graziati lo ha cercato dappertutto. Sono andato in comune, che c'era il vigile all'entrata, ho chiesto se avesse visto questa persona, gli ho raccontato quello che era successo, gli ho lasciato il mio numero di telefono casomai lo rivedesse perché volevo denunciarlo. La stessa cosa ho fatto alla Cappella degli Scrovegni, al Museo degli Eremitani, ho lasciato la foto e ho lasciato il mio numero di telefono, ho raccontato quello che è successo, tutti quanti non ci volevano credere e dicendo per piacere se lo vedete chiamate. Il gruppo ha pagato in contanti, quindi non si possono rintracciare. L'appello è così rivolto agli altri baristi del centro. Se li vedete chiamatemi al numero della pasticceria Graziati. Ecco, succede anche questo, ma ritorniamo a Spresiano, uno dei comuni più colpiti dal maltempo che si è abbattuto ieri sera. Per noi c'è sempre la nostra Anna De Roberto con Mattia Pizzaia, la vedo se non sbaglio con il vice sindaco Fava. Buongiorno di nuovo Anna. Eccoci Cristian, buongiorno a te. Sì, siamo proprio davanti al comune di Spresiano perché guardate lì in alto la scossalina che sostanzialmente serve per far defluire l'acqua piovana si è praticamente staccata, completamente staccata dai bordi e questo è quello che i cittadini si sono trovati di fronte questa mattina. Allora noi siamo con il vice sindaco che non ha dormito questa notte, nel senso che ha seguito le squadre al lavoro in tutto il territorio comunale per tutta la notte. Allora, che cosa si è trovato di fronte? Beh, allora mezzanotte e mezza quando è cominciato questo nubifragio, ovviamente subito ci siamo tutti preoccupati di quello che succedeva e c'erano alberi ovunque sostanzialmente. Le strade, quelle maggiormente colpite, erano un tappeto di fogliame e di erba e in pochissimo tempo si sono intasati ovviamente fossi, strade sono allagate, avevamo un sottopasso della ferrovia anch'esso allagato e le squadre della protezione civile si sono subito costituite e io sono rimasto fuori tutta la notte con loro a seguire i lavori. Diciamo, io facevo il monitoraggio e gli dicevo dove intervenire, ma sono stati straordinari veramente e contiamo almeno 15 alberi tolti dalla careggiata e poi tutte le strade che erano allagate sono state liberate, i tombini sono stati liberati dalle foglie fino alle 5 del mattino. Insomma. Un albero è caduto sopra un'auto.
Già, purtroppo lì è stata una scena un po' anche antipatica, abbiamo fatto intervenire i carabinieri, abbiamo individuato il proprietario dell'auto, alle 3:30 del mattino lo abbiamo svegliato perché ovviamente non potevamo liberare l'auto se non con il suo consenso e non ha avuto un bel risveglio, però insomma questo purtroppo è stata la conseguenza del maltempo, una delle conseguenze del maltempo. Poi Cristian, il vice sindaco, nonché consigliere provinciale, ci diceva quello che abbiamo visto questa notte non è quello che abbiamo visto questa mattina, nel senso che poi la conta dei danni si è fatta via via più importante, proprio perché questa mattina c'erano resti di tettoie di capannoni anche proprio in mezzo alla strada, e questa mattina si è visto proprio questo, no? La scossalina. Adesso che cosa farete? Beh, guardi, allora, intanto c'è da fare veramente un elogio ai ragazzi che hanno lavorato ieri sera, perché se il lavoro che facciamo oggi è un lavoro in sicurezza è perché è stato messo ieri nelle condizioni di esserlo, e questo insomma i ragazzi sono straordinari e lo ribadisco. Oggi stiamo continuando con gli interventi perché tanti alberi che non erano in carreggiata stradale li abbiamo recintati, messi in sicurezza, e oggi si stanno sistemando, si stanno togliendo. E si stanno pulendo anche le strade comunali, ci sono 2 squadre di operai che lo stanno facendo, quindi piano pianino. Poi ci sono stati danni a privati, ma come al solito qui i privati non aspettano che venga il giorno successivo, al mattino stesso. Questa mattina si sono messi a ripristinare. C'è un capannone in zona industriale Lovadina che mi ha mandato, tra l'altro mio cognato mi manda delle foto con il capannone scoperchiato, lo chiamo mezz'ora fa e mi ha detto no guarda che abbiamo già tirato su tutto, stiamo ripristinando, quindi voglio dire in mezza giornata siamo gente tutta così che non aspetta certo che passi tante ore per darsi da fare, insomma. Però in realtà quello che abbiamo visto oggi era molto peggio di quello che si vedeva stanotte. Questo purtroppo, ma piano piano vediamo di ripristinare il tutto. Stanotte bisogna dormire però. Beh sì dai, che ora recupereremo, ma non importa, non è quello il problema. Il tema è che il territorio sia in sicurezza e che tutti abbiano da stare tranquilli. C'è stato un caso, guarda, questa mattina emblematico, è mancata la corrente in via 24 maggio a Visnadello. Oltre che un laboratorio di maglieria, che è un laboratorio importante, c'era un'abitazione con una signora che aveva l'ossigeno e una macchina attaccata alla corrente per l'ossigeno. Eravamo pronti a intervenire con un gruppo di continuità perché ovviamente la signora non poteva stare e attendere. Per fortuna alle 10 è ritornata la corrente, quindi, però anche su questo c'eravamo insomma pronti. Grazie. Ecco Cristian, insomma hai sentito il racconto di quello che è stato, della notte che è stata, e poi le immagini insomma di Spresiano come si è svegliata questa mattina. Continuiamo ovviamente noi il nostro viaggio per documentare il maltempo. Grazie davvero ad Anna De Roberto con Mattia Pizzaia, grazie al vice sindaco di Spresiano Roberto Fava. Queste le immagini che arrivano da Giavera del Montello, questa la forza del nubifragio che si è abbattuto ieri sera anche nella zona del Montello. Vi ricordo Montello, Giavera, ma poi ci sono stati problemi, alberi abbattuti, interventi dei vigili del fuoco anche a Pederobba, Asolo letteralmente imbiancata. Le immagini che vi abbiamo mostrato prima stanno facendo anche il giro del web, sembra una nevicata fuori stagione quella di Asolo. E poi tutta la zona dell'Ovest vicentino, Montecchio Maggiore, dove come ci ha raccontato la nostra Luisa Bertini sono state evacuate anche delle famiglie, chicchi di grandine grossi come palline da ping pong. Conta dei danni in corso soprattutto sulle colture più pregiate, ciliegie, prosecco e quant'altro. Ecco, queste sono le immagini, grazie a Alberto Piovesan, le immagini di Asolo. Non c'è nulla da commentare se non l'impetuosità, la forza del fenomeno atmosferico. Ecco, vedete, proprio è servito il badile ai commercianti, ai residenti per farsi strada con il relativo crollo delle temperature, ma ovviamente è il minimo. Ecco, questa sembra una foto scattata in pieno gennaio, invece è la fine di maggio e si sono registrate temperature fino ai 30 gradi se non di più, con quello che poi è successo. Questa la situazione, ci ritorneremo nel corso dei nostri telegiornali.
dovrebbero essere collegate, se non sbaglio, le mie due nuovi ospiti via Skype. Chiedo alla regia se ci sono la sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto e la presidente di Casa Fenzi a Conegliano Maria Cristina Ugarelli. Chiedo alla regia, ecco, intanto vedo collegata Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e anche presidente dei sindaci del litorale della costa veneta. Come sapete, un importante tavolo di coordinamento dove i sindaci affrontano le questioni più pressanti relative alle problematiche comuni, da quelle turistiche a quelle ambientali. Pensate al ripascimento della costa. Ecco, vedo collegata anche Maria Cristina Ugarelli, presidente di Casa Fenzi, uno degli istituti principali del Trevigiano. Partiamo da una problematica comune che riguarda due mondi che sembrano distanti: turismo e case di riposo. In entrambi questi mondi manca la manodopera. A tal proposito, i sindaci della Costa Veneta stanno correndo ai ripari con un'iniziativa che si svolgerà nei prossimi giorni. Sindaco Nesto. Magari riuscissimo a correre ai ripari. Io la ringrazio per la domanda, perché in realtà è solo un modo per parlarne, per cercare di condividere il problema e per cercare di sensibilizzare chi può avere un ruolo in questa materia, che significa Regione Veneto, ma soprattutto lo Stato. Noi abbiamo bisogno di ripensare a un sistema che oggi ha dimostrato tutta la incapacità di reggere rispetto alla vita reale. Noi abbiamo i lavoratori che non si trovano, ma abbiamo anche un sistema che non dà soddisfazione ai lavoratori, soprattutto ai lavoratori stagionali, che hanno di per sé avuto tante difficoltà durante la pandemia. Molto spesso si parla di lavoratori che si sentono dimenticati da un sistema e che hanno avuto anche pochi contributi. Dall'altra un sistema imprenditoriale che si regge su tanti aspetti, ma che oggi fa fatica a trovare i collaboratori, e senza i collaboratori non si aprono gli hotel, non si aprono i campeggi, non si aprono gli stabilimenti e non si aprono nemmeno i ristoranti e i bar. Abbiamo individuato delle cause, sicuramente il reddito di cittadinanza, che pur lodevole nell'aspetto iniziale, non è oggi un sistema che può reggere a lungo, o meglio, può andare bene per determinate tipologie di situazioni, ma non per tutti. E quindi ci troviamo con tantissime difficoltà che abbiamo voluto affrontare con le altre istituzioni, abbiamo voluto affrontare con le categorie e con l'ordine dei consulenti del lavoro. Ma perché? Perché vogliamo fare un documento, mandarlo allo Stato, al governo, mandarlo a chi effettivamente ha la responsabilità vera in questa materia e chiedere degli accorgimenti. Gli imprenditori sarebbero disponibili ad assumere e a formare le persone e a tenersele se ci fosse un sistema, che oggi non c'è, di defiscalizzazione di alcuni mesi. Quindi si pagano gli stipendi, non si pagano la redditi di cittadinanza, nel frattempo si formano le persone e lo Stato, invece che pagare il reddito di cittadinanza, dà un aiuto all'impresa. Le famose, mi verrebbe da dire, sindaco, politiche attive del lavoro, di cui tanto si parla, ma... Però politiche attive che oggi non sono tanto attive, mi permetta la battuta, che poi battuta non è un momento in cui veramente io, quando giro per Cavallino Treporti o per la Costa Veneta, perché mi sposto parecchio, io trovo che tutti mi dicono sta andando tutto bene, siamo fiduciosi, c'è la ripartenza, le cose, il Covid abbiamo imparato a trattarlo, abbiamo imparato a organizzarci, eccetera, eccetera, però poi ci si trova con il pianto, veramente il pianto di tutte queste persone che dicono sì, però non ho collaboratori, mi dia una mano. E a quel punto ti senti estremamente impotente perché non hai strumenti. Noi attiveremo come conferenza dei sindaci un trova lavoro online, cercheremo di dare un supporto alle imprese per trovare un modo di raccogliere i curricula, ma in realtà il problema vero
è che lavoratori oggi non ce ne sono e abbiamo perso anni preziosi in non affrontare questo tema. E il tema è ben noto anche agli operatori delle case di riposo. Presidente Ugarelli, presidente di Casafenzia Conegliano, com'è la situazione nel vostro istituto in particolare e più in generale? Buongiorno, la situazione è veramente tragica, si può dire, perché anche noi soffriamo della difficoltà di trovare personale, soprattutto personale infermieristico. Questo perché le ragioni affondano già prima della crisi pandemica per un'errata programmazione. Vedesi che per esempio nel nostro territorio è stata chiusa anche la scuola per infermieri. A questo aggiungersi che si è diffusa una voce del tutto peraltro infondata che nelle strutture sanitarie il lavoro dell'infermiere sia più monotono, ma nello stesso tempo anche più avvolgente a livello economico rispetto a quello che può essere una RSA. E nel contempo si è anche diffusa un'opinione comune in cui si crede o è sentito che l'infermiere all'interno dell'RSA è una figura minore, quando invece tutta la struttura, diciamo, di assistenza all'anziano è proprio basata su questa figura, che è la figura basilare dell'infermiere. E quindi anche Casafenzi ha dovuto fare fronte, soprattutto dopo quelle che sono state le conseguenze della pandemia, vuoi perché i nostri operatori si sono positivizzati, vuoi perché alcuni non hanno onorato quello che era l'obbligo imposto per le figure sanitarie del vaccino. Tanto è vero che ancora oggi noi abbiamo due persone dipendenti sospesi per questa motivazione, quindi anche Casafenzi ha dovuto fare fronte a questa carenza nell'obbligo e nella volontà di invece fornire al massimo un'assistenza agli anziani. Per fare fronte a questo, Casafenzi ha dapprima fatto riferimento con una scelta del CDA a quella che può essere definita una soluzione tampone, cioè quello di reclutare personale attraverso un operatore esterno. E, tra l'altro propriamente uno studio di associato di infermieri che ovviamente a cui abbiamo dato in gestione un'ala della struttura. Questo però implica per Casafenzi un esborso a livello di costo del personale. E questo, come ho detto, è una soluzione tampone in attesa che possa trovare a giorni svolgimento il bando per il concorso che abbiamo indetto per reclutare direttamente 6 infermieri, 6 infermieri laureati e posizionarli, inquadrarli in categoria D, che equivale alla categoria a quella che è dell'unità sanitaria. Certo. Presidente Ugarelli, quindi possiamo lanciare un appello: Casafenzi alla ricerca di 6 figure infermieristiche professionali. Assunzione immediata, full time? Certo. Full time. Ad oggi ci sono purtroppo pervenute soltanto 2 domande e quindi veramente attraverso questo canale faccio l'accorato appello di poter avere al massimo altre adesioni, altre proposte di iscrizioni per questo concorso. Le 2 richieste che le sono pervenute, da dove provengono? Sono dal Veneto, fuori regione, fuori Italia? Sono nel Veneto. Perché poi c'è tutto il tema anche del riconoscimento dei titoli dall'estero, che riguarda da vicino, da vicinissimo le case di riposo. Anche questo è un tema, Presidente Ugarelli. Sì, anche questo è un tema perché noi ne abbiamo 6 in struttura, ma che di fatto, anche se nei loro paesi di origini sono riconosciute come titolate come infermiere, non viene riconosciuto questa loro qualifica in Italia.
perché ovviamente le procedure e di conoscibilità, di inquadramento, di tutto sono ben diverse. E quindi in questo momento, ripeto, sempre in una questione di tampone di massima urgenza, abbiamo queste 6 persone che però nel breve tempo dobbiamo ovviamente trovare una soluzione. È una soluzione tampone che abbiamo potuto ricorrere perché la legge regionale ce l'ha permesso, cioè nel momento di massima emergenza la regione ha permesso alle RSA, e quindi nello specifico a Casafenzi, di fare riferimento anche a persone non titolate, passatemi il termine. E Sindaco Nesto, ovviamente lei segue anche questo tema in qualità di primo cittadino. Anche a Cavallino Treporti c'è una struttura ovviamente per anziani, e lei registra anche questo fenomeno, e soprattutto immagino sia sempre più difficile a queste condizioni assistere le persone più fragili. Assolutamente tutti i settori sono interessati da questa carenza di personale. È un problema, come diceva la Presidente, di carenza di programmazione in generale per quanto riguarda tutti i settori, e quindi di conseguenza io mi trovo veramente in difficoltà quando i miei concittadini, che siano imprenditori, che siano aziende, che operino nel sociale o nel turismo. Ovviamente noi registriamo soprattutto nel settore del turismo, perché c'è stato un fenomeno che si è verificato positivo, ovviamente, a seguito dei corsi organizzati dalla Regione. Tante persone che lavoravano stagionalmente nel mondo del turismo si sono portati nel mondo dell'assistenza, sono diventate OS, eccetera. Quindi da questo punto di vista forse Cavallino Treporti è abbastanza favorito. Rimangono però scoperte tutte le figure del campo sanitario, medici e infermieri, perché lì invece è un tasso dolente che è nazionale, certo, e che ci preoccupa in maniera veramente importante. Tutte le ASL sono in carenza di medici, e quando aprono una zona carente con i medici di base non trovano ma questo è un tema nazionale, e quindi io dico veramente questo sistema paese credo che debba ascoltare i sindaci, deve ascoltare le imprese e fare una seria riflessione, perché ci troveremo con persone che andranno veramente in piazza a protestare perché non hanno una sanità alla quale peraltro ormai ci eravamo un po' tutti abituati, una sanità, anche la sanità del Veneto, che è d'eccellenza. Se non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, e poi ovviamente nelle case di riposo non ci sono gli OS e tutte le persone di assistenza, la vedo molto difficile. Ovvio è che ci preoccupa a 360 gradi questa situazione. E poi ci sono delle distorsioni. È di pochi minuti fa questa agenzia, un'operazione della Guardia di Finanza di Rovigo. Sono state denunciate ben 100 persone, tutte di nazionalità romena, che percepivano indebitamente pensione di cittadinanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo hanno denunciato 100 cittadini di nazionalità romena per aver percepito indebitamente la pensione di cittadinanza in quanto privi del requisito della residenza. Tutta la procedura di richiesta del sussidio poggiava su un sistema di autocertificazioni contenenti dati inesatti o falsi. Molte persone hanno assunto appositamente la residenza anagrafica sul territorio italiano proprio in prossimità delle richieste di ottenimento della pensione di cittadinanza. Ecco, immagino che lei faccia riferimento anche a questo, Sindaco Nesto. Diciamo che queste notizie non sollevano molto l'umore delle truppe. No, non fanno bene ai sindaci, non fanno bene ai lavoratori e non fanno bene a nessuno. Noi infatti ringraziamo per fortuna le forze dell'ordine che stanno facendo controlli a 360 gradi, perché ovviamente io concettualmente sono molto contraria al reddito di cittadinanza. Sono contraria
perché oggettivamente le situazioni di aiuto per le persone in difficoltà ci sono sempre state, sono doverose, lo Stato ma anche i comuni devono esserci per chi è in difficoltà, ma devono essere situazioni verificate, non possono essere contributi a pioggia. Siamo stufi che ci sia una situazione così e poi andare a controllare a posteriori e dove si vanno a ripigliare i soldi che sono già stati erogati. Io mi domando quali sono i redditi aggredibili, oltre alla denuncia penale, che ci sta ed è doverosa, se sono già stati erogati dei contributi, come si prendono indietro, come lo Stato riprende indietro i soldi che ha già anticipato? Non è possibile, perché queste sono persone senza reddito. Quindi il danno oltre alla beffa. Questa è una domanda che lei si fa sia da sindaco che da avvocato. E avvocato è anche la presidente Ugarelli, con la quale concluderei con una domanda, presidente Ugarelli, che riguarda da vicino le nostre case di riposo. Reduci da 2 anni difficilissimi, è inutile stare qui tanto a girarci attorno. Com'è adesso la situazione? Nel caso di Casa Fenzi è riaperta al pubblico? Se sì, come e che prospettive ci sono davanti? Sì, ovviamente siamo sempre come coloro che sono sospesi, perché dipende sempre dal numero delle positività e da quella che è la situazione che è ogni giorno cagente, e quindi non possiamo mai dire alla sera quando si chiude la porta dell'ufficio dire domani la situazione è sempre la stessa. Quindi ad oggi siamo covid free e per questo ne siamo lieti, sperando che la situazione possa rimanere a lungo e per sempre così. Abbiamo riaperto con delle differenziazioni di orari, la possibilità anche ai parenti di poter visitare i propri cari, in modo così, questa differenziazione di orari in modo di non accrescere un afflusso contemporaneo in struttura, e quindi ora, dopo veramente 2 anni pesanti, molto pesanti, siamo soddisfatti anche per il lavoro comunque che è stato fatto, e lo riconosciamo, è stato fatto al nostro personale, perché si è comunque veramente sobbarcato un turnover di rilievo. Grazie davvero a Maria Cristina Ugarelli, presidente di Casa Fenzi. A presto, buon lavoro, e grazie anche a Roberta Nesto, presidente dei sindaci, della conferenza dei sindaci del litorale, con la quale stiamo monitorando anche tutto il tema delle concessioni balneari. E tra l'altro, proprio una battuta in 30 secondi, Nesto, pare si sia trovata una quadra su queste concessioni balneari, pare si stia andando, uso sempre il condizionale, verso una proroga al 2024. Che cosa ne dice? Ne parliamo la prossima settimana, perché io finché non vedo non credo, e sono molto preoccupata, quindi le dico, teniamo le dita incrociate, non diciamo nulla finché non passa. Senta, Nesto, ma qui il governo rischia l'osso del collo sulle concessioni balneari? Il governo rischia tanto, i sindaci rischiano altrettanto, gli imprenditori rischiano tantissimo, i lavoratori anche, quindi tutto il sistema Italia, tutto il sistema del demanio italiano rischia tanto, che ha fatto grande il turismo. Quindi io dico, confidiamo che le cose vadano per il meglio, però attendiamo di vedere. Grazie di nuovo Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Tre Porti, e direi di chiudere ritornando alla cerimonia funebre di ieri. Ne ha parlato un po' tutta Italia, un dramma nel dramma. Ieri Quinto di Treviso si è fermato per l'ultimo saluto a Giovanna, per tutti JoJo bikers da tutto il Veneto hanno portato il loro cordoglio. Il marito Luca, come sapete, vinto dal dolore, si è tolto la vita alla vigilia proprio delle esequie. Meraviglioso. Quando me l'ha consegnata 2 anni fa è stata una cosa, l'emotività, perché me l'hanno fatta e non sapevo niente, hanno fatto quello che hanno voluto loro, specialmente Luca ha detto te la faccio così, via e basta. Un grande amico. Che tipo di persona era Luca? Socievole, molto simpatica, sempre gentile, e come lui sua moglie. Una persona speciale che porteremo sempre nel cuore,
proprio per la forza che ha dimostrato in tutti questi anni. Una lunga fila di bikers, uno ad uno, arrivano per prendere posto sul grande piazzale della chiesa di San Giorgio, che per un pomeriggio risuona del rombo dei motori. Abbracci commossi e strette di mano tra amici vicini e lontani, tutti uniti dall'affetto per la loro Giorgio e per il loro Luca, esempio di onestà e cuore che non ha retto alla morte della sua amata, scegliendo di togliersi la vita il giorno prima del suo funerale. In 600 arriveranno da tutta Italia per salutare Giovanna e pregare per Luca. E insieme formano una coppia invidiabile, una coppia affiatata, con una passione in comune per la moto, in particolare le Harley Davidson. Vivono insieme un quarto di secolo e ora insieme muoiono. Nelle parole di Don Stefano Bressan, parroco di Quinto, la storia di Giovanna, dalla nascita alla scoperta del diabete a 20 anni, fino al male affrontato sempre a testa alta, la sua forza e la sua voglia di vivere. La moto per lei era libertà. Il nome di Luca, quel posto vuoto accanto ad amici e parenti, torna sempre, durante l'omelia ma anche nel ricordo dei nipoti, letto con emozione alla fine della cerimonia. Ho l'armadio pieno di te con tutti i vestiti che mi davi, ho il braccio tatuato per te, ho il cuore pieno di te. Hai affrontato la vita regalando sorrisi a tutti e piangendo per conto tuo, e tutti ti ricorderemo per la tua pazzia, il tuo sorriso e per la tua voglia di vivere, sempre nonostante qualsiasi ostacolo. Per quanto riguarda mio zio Plucchi, colui con il quale condivido lo stesso cognome, ma soprattutto lo stesso sangue, ecco, in questo momento non voglio pronunciarmi, probabilmente potrebbero uscire tante parole di rabbia. I parenti si stringono attorno a mamma Giuliana e al fratello Frank. In chiesa arrivano anche il sindaco Sartori e l'ex sindaco D'Alziglio. Il dolore da sopportare oggi per tutti è ancora più grande. Alla fine della cerimonia le mani degli amici una dopo l'altra si posano sulla bara di legno naturale adornata semplicemente con rose e rosa e un mazzo di girasoli. Ora Giovanna fa esperienza diretta del Dio che ama la vita. Fa esperienza diretta del Dio che rispetta la libertà, a tal punto da lasciare a noi la decisione se vivere o morire. Questa la giornata vissuta ieri difficilissima a Quinto di Treviso. Siamo alle battute finali. Vi ricordo il tema di queste ore, il maltempo, perché la conta dei danni è in corso e vi posso dire che ci sono brutte notizie, perché è peggio di quanto si pensasse, soprattutto nella zona dell'Asolano. Vigneti, mais, ciliegi, ulivi, asparagi e tutte le coltivazioni del territorio sono in grave sofferenza. Alcuni raccolti sono stati letteralmente azzerati. Queste le parole del sindaco di Asolo, Mauro Migliorini. Asolo, che come vedete dalle immagini è stato epicentro di questa ondata di maltempo che si è abbattuta appunto su tutta la fascia pedemontana. Vi abbiamo raccontato poi con Anna De Roberto quanto successo a Spresiano, dove invece il vento forte ha scoperchiato per esempio le piscine di Lovadina, ma poi problemi ci sono stati sul Montello, a Giavera, a Montebelluna, a Pederobba, nell'Ovest vicentino e ancora a Montecchio Maggiore in particolare, dove sono state evacuate anche delle famiglie. Vediamo se ci sarà una richiesta di dichiarazione dello stato di crisi. È molto probabile. Vi ricordo poi la notizia appena uscita in questi minuti, ne abbiamo parlato poco fa con il sindaco di Cavallino Treporti Nesto, pensione di cittadinanza. I finanzieri di Rovigo hanno denunciato 100 persone, tutte di nazionalità romena, che la ricevevano in maniera del tutto indebita. Una mega operazione quindi delle Fiamme Gialle. Per il momento è tutto, noi ci vediamo fra qualche minuto dopo il meteo e la pubblicità per Straordinaria a 3 e per concentrarci sui temi del lavoro, in particolare sulle indennità una tantum contro il caro bollette e anche l'assegno unico, perché su questo fronte è ancora caos. A fra poco. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo.
La pressione atmosferica cede lievemente. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio causerà un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 25 maggio. Sul Veneto situazione instabile, lo vedete, qualche momento soleggiato in mattinata, ma a seguire aumento della nuvolosità con piogge sparse anche su rilievi, zone pedemontane e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio poi i fenomeni si estenderanno anche al resto della regione, compreso il litorale. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più asciutto al mattino, poi piogge via via più diffuse e anche abbondanti sui monti ma anche altrove. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà esattamente variabile. Avremo un'alternanza di rasserenamenti e temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime in calo sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Di nuovo buongiorno, ben trovati. I temi del lavoro e dell'economia in primo piano come sempre, come ogni mercoledì pomeriggio per Straordinaria a 3. Ne parliamo oggi con Sara Pasqualin della segreteria provinciale della CGIL di Treviso. Buongiorno, bentrovata Pasqualin. Buongiorno. E buongiorno, bentrovata anche a Valentina Durante, che è direttrice dell'Inca di Treviso. Tanti temi sul tavolo anche oggi. Parleremo dell'indennità da 200 euro contro il caro bolletta che sta infiammando l'opinione pubblica e non solo. Torneremo a parlare di assegno unico perché è ancora caos per certi versi, bisogna ancora metabolizzare questo nuovo strumento a disposizione delle famiglie. Però prima consentitemi un aggiornamento di cronaca, perché me lo dà praticamente in diretta, in tempo reale, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. La regione apre lo stato di calamità, così il sindaco di Spresiano per i danni del maltempo. Ve ne abbiamo parlato nel corso di tutta la prima edizione. Con lei Pasqualina rimaniamo sempre sulla cronaca prima di entrare nel dettaglio e nell'operatività. Non possiamo non partire dal dramma sul luogo del lavoro che si è registrato nei giorni scorsi a Porto Marghera. Questo giovane 34enne Alessandro Zabeo caduto da oltre 3 metri d'altezza da un'impalcatura. L'ennesimo incidente sul lavoro in Veneto. Sì. Il dato preoccupante è che il Veneto è una delle regioni con alti tassi di incidenti, di infortuni, ma soprattutto di mortalità. Noi già l'anno scorso in tante occasioni, anche nelle quali ci siamo trovati in questa sede, ma anche nelle piazze, è uno degli argomenti principi delle nostre discussioni, perché la sicurezza sul lavoro è assolutamente da garantire e da gestire. E soprattutto non possiamo permetterci veramente di avere tutti questi dati di morti sul lavoro, perché comunque il lavoro è dignità per le persone. Ecco, è questa è la foto di Alessandro Zabeo. Il ragazzo è giovane, a parte che giovane, l'età qua non c'entra neanche tanto, perché in realtà la persona che va a lavorare ha il diritto appunto di ritornare poi a casa per i propri cari e per alla sua famiglia. La situazione è l'ennesima impalcatura, l'ennesimo ragazzo che cade da un'impalcatura, ennesima mancanza di attenzione dal punto di vista di tutte quelle che sono le procedure di sicurezza. Dopodiché io non voglio sbilanciarmi, perché le notizie poi da ieri stanno correndo e so che comunque come CGIL la categoria della logistica sta seguendo sul territorio di Venezia il meccanismo. Porto Marghera, lo dicevamo anche prima,
sembrerebbe che era da un po' di anni che non c'erano questi incidenti, la situazione comunque è drammatica e è sicuramente da attenzionare, perché non possiamo permetterci di andare avanti con questi volumi di lavoro, con queste modalità di lavoro e di perdere comunque persone in queste situazioni qua, insomma. Ecco, il settore poi dell'edilizia che resta quello più delicato. Ecco, prima Durante faceva riferimento alla morte di Mattia Battistetti a Montebelluna, ne parliamo tante volte, ma è giusto sempre ricordare anche questo giovane. Sì, esatto, sono drammi che purtroppo si vivono, si sentono, si leggono costantemente e giornalmente, purtroppo nei giornali, nelle nostre televisioni, nella nostra zona, e chiaramente non dovrebbe accadere. La tutela in primis della salute del lavoratore chiaramente deve essere un argomento da portare alla luce e non può non essere ricordato, non possono non essere ricordati questi lavoratori, insomma. E questo tra l'altro è un momento di profondo stravolgimento per il lavoro, il mercato del lavoro. 2 anni di pandemia alle spalle, non è ancora del tutto finita, però diamola per archiviata anche perché ci sono tanti altri fronti che stanno venendo avanti, le incertezze collegate alla guerra, il caro bolletta, la carenza di materie prime, la carenza anche di manodopera. Noi abbiamo titolato "Aumentano le spese ma non i salari, famiglie in crisi". È una banalità, forse un titolo banale, ma è la fotografia esatta di quello che sta succedendo: stipendi, salari fermi e spese che galoppano del 7% mediamente, poi con le punte che ben conosciamo del caro bolletta. Sì, questa è la fotografia e queste sono le esigenze in cui bisogna immediatamente intervenire, perché il problema non è segnalare la questione, ma il problema è tentare di risolverla, perché ad oggi abbiamo la necessità di intervenire sugli stipendi dei lavoratori, sull'aumento che c'è stato a livello assurdo, a nostro avviso, anche su tutto quello dalla spesa, dal carrello della spesa fino alle materie prime, fino a tutto quello che è nel mercato, insomma. Ecco, il nostro problema è proprio questo, nel senso che non c'è una volontà di intervento o vengono fatte delle misure che sono limitate a gestire in qualche modo la questione. Lì bisogna fare una riforma, bisogna intervenire, bisogna rivalutare tutto, tanto che sono sempre argomenti che continuiamo a ribadire e sono sempre argomenti che continuiamo in tutti i tavoli, in tutte le occasioni, con il governo piuttosto che anche nelle aziende. Queste sono le esigenze che hanno oggi le famiglie, i lavoratori, i pensionati, i giovani e quant'altro. C'è una situazione in cui il mercato del lavoro deve dare delle garanzie, deve dare del reddito e deve soprattutto dare delle tutele. Aumento delle bollette è una questione che sta colpendo tutte le famiglie. L'aumento dei costi quando si va a fare la spesa lo vediamo. Il mercato dell'edilizia è un settore che è trainato perché è ripartito a seguito anche di alcuni interventi che sono stati fatti, tipo il bonus sulle ristrutturazioni, il bonus dei 110. Vediamo che poi è una macchina che non riesce a gestire tutto quello che sta venendo fuori, tanto che anche sulla ricerca del lavoro è uno dei settori che sta andando in cerca di tutta una serie di lavoratori, di operai per gestire i cantieri e per gestire tutte le richieste che stanno arrivando. Però di pari patta dall'altra parte abbiamo tutto l'aumento delle materie prime legate proprio ai lavori di cantiere e quant'altro. Aumento di materie prime che poi impattano il mercato anche dalle altre parti, perché per forza di cose si è innescato un effetto domino. È un effetto domino che manda l'impennata a tutti i costi. Anche prima, tra l'altro, con il presidente della Confartigianato di Verona si diceva molto chiaramente se la situazione rimane così per qualche mese ci sono tante aziende a rischio stop, magari non a rischio chiusura ma a rischio proprio di fermare la produzione in attesa che la situazione si sblocchi. Questa è una prospettiva che già abbiamo visto attuata in alcune realtà anche del Trevigiano. Sì, c'è il problema del rischio di stop per l'aumento dei costi, c'è il problema di non riuscire a gestire tutte le richieste e c'è il problema di domani mattina, quando che magari tutta questa domanda scenderà, cosa succederà anche a tutto il valore delle materie prime. Questo è un interrogativo inquietante per certi versi. C'è la prima telefonata, pronto, chi parla?
Buongiorno, sono Piero da Vittorio Veneto. Pronto, chi parla? State parlando gli antifuturisti, no? La sentiamo malissimo, malissimo. Io che sono un cittadino e passo davanti ai cantieri e noto che non stanno lavorando a norme di sicurezza. A chi posso informare per avvisare la cosa? Da dove chiama? Lei sta ponendo una domanda importantissima. Come si chiama e da dove chiama? Io da Vittorio Veneto. Grazie per questa importante domanda. Pasqualin. Beh, da informare, noi siamo in costante collegamento con lo Spisal e lì dove ci sono situazioni nelle quali le aziende non seguono le regole, non seguono le procedure oppure mettono a rischio determinati lavoratori. Io penso di aver capito, si sentiva un po' male, ma mi pare di aver capito che il signore diceva che lui sta lavorando in sicurezza, utilizza le norme, ci sono altri soggetti, altre imprese probabilmente che questa cosa non la seguono e voleva capire a chi deve segnalare questa cosa. Ecco, oggi le denunce devono essere fatte in primis appunto alla struttura dello Spisal, che sono gli ispettori che poi vanno a controllare e che poi di conseguenza intervengono in quelle situazioni che non sono corrette. Dopodiché ci siamo noi nel territorio, quindi se il signore è più facilitato a venire da noi perché magari una sede della CGIL è poco distante da casa sua e quant'altro, si parla direttamente o con le categorie ma anche con le persone che trovi all'interno delle sedi, noi attiviamo la procedura e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Ecco, questo è basilare, collaborare, fare rete e segnalare quello che non va. Sì, perché poi il problema degli enti istituzionali, Spisa piuttosto che Ispettorato del Lavoro, sono tutti enti che comunque sappiamo, lo abbiamo già denunciato in tantissimi altri casi, non hanno le coperture per mandare le persone in giro a verificare tutta la provincia e tutto il territorio. Spesso quando arriva la segnalazione, ora che si arrivi e si verifica, può essere anche che il fenomeno non ci sia più nel territorio. Insomma, lo abbiamo visto in meccanismi dell'agricoltura quando che succede appunto la campagna della vendemmia, lo abbiamo visto nei cantieri dell'edilizia, lo vediamo anche in alcune aziende che sono strutturate. Spesso e volentieri quando arriva lo Spisa sembra che sia tutto a posto, insomma. Quindi la segnalazione che può essere benissimo fatta anche alla nostra sede. Ritorniamo sul tema di cui stavamo parlando, questo caro bollette, questo caro spesa, perché poi in realtà per esigenze di sintesi si parla del caro bollette, è quello più eclatante, con bollette che stanno letteralmente esplodendo nelle mani degli utenti, ma poi c'è tutto il tema della spesa alimentare e quant'altro, e qui non se ne esce perché i salari restano fermi. Lei dice, Pasqualina, bisogna intervenire, immagino soprattutto sul cuneo fiscale, sì, di cui tanto si parla, ma forse questo è il momento. Beh, innanzitutto c'è una tassazione esagerata sul reddito dipendente dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e quant'altro, cioè oggi come oggi il costo del lavoro che entra nelle tasche direttamente del lavoratore è molto inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere, che dovrebbe permettere appunto la gestione poi delle proprie spese familiari e di quello che uno deve acquistare nella propria vita, insomma. Quindi sicuramente abbiamo quel problema lì e lo abbiamo anche sul rinnovo dei contratti nazionali, perché ad oggi io parto sempre dalle regole e dai rapporti di lavoro che sono poi controllati e gestiti dai contratti nazionali. Nei contratti nazionali, sui tavoli di rinnovo, abbiamo tanti contratti ancora fermi di rinnovo e soprattutto quando si va a rinnovare sulla parte economica c'è molta difficoltà a dare una risposta immediata ai lavoratori e lavoratrici. Ma chi è che deve intervenire di più? Il governo, la parte datoriale? Chi è che ha più margini in questo preciso momento storico, calcolando che le stesse imprese sono soggette, sono vittime di comunque questo aumento dei prezzi? Allora, io dirò una cosa che non è per piaceria, però noi pensiamo che nelle condizioni il governo che deve intervenire su quelle che sono la tassazione diretta che viene tolta poi dalla busta paga, quindi il cuneo fiscale e tutta la serie, sulle regole. Perché? Perché ad oggi comunque io parlo di imprese serie, imprese che guardano, che sono attenzionate ai propri lavoratori, che intervengono lì dove ci sono le esigenze, dove tutto funziona. È ovvio che il costo del lavoro
è di una certa portata. L'azienda, a noi interessa che l'azienda rimanga in piedi, che i lavoratori vengano pagati giustamente, equamente per i diritti che hanno e per le attività che svolgono nel modo più corretto, e che soprattutto, se ci guadagnano tutti e due, c'è un aumento di produzione, c'è un aumento di ricavi, c'è un aumento di reddito, di utile, questo venga spartito fra tutti. Quindi in realtà il nostro supporto è cercare di farle crescere, aumentare l'efficienza delle aziende. E per fare questo ci servono delle norme che vadano incontro alle esigenze del nostro Paese. Pronto, chi parla? Buongiorno direttore, sono Sebastiano da Abano. Niente, io volevo fare, siccome in questo periodo sento dire che mancano manodopera, mancano lavoratori. Il problema non è che mancano i lavoratori, il problema è che con i contratti che ci fanno precari, contratti proprio a chiamata, cioè io per fortuna lavoro in un hotel e per fortuna sono imprenditori seri dove lavoro tutto l'anno quasi. Per i mesi che noi purtroppo siamo chiusi, che l'hotel purtroppo chiude, noi non prendiamo nessun sostegno di disoccupazione. Per quale motivo? Perché noi, avendo un contratto a tempo indeterminato, l'INPS non ti riconosce la sospensione. Quindi noi i mesi che l'hotel è chiuso, 2 o 3 mesi all'anno, noi non prendiamo neanche un centesimo, non abbiamo il diritto della disoccupazione. Quindi che succede? Che se io prendo 1.200 euro al mese, se calcolo che lavoro 9 mesi all'anno, non sono più di 1.200-1.300 euro, ma perché? Perché devo mettere soldi da parte per quei mesi che non lavoro. Certo. Quindi io dico, perché il sindacato, chi di dovere, non si occupa di questa cosa, che non prendiamo i lavoratori di Abano, non prendiamo quando veniamo sospetti con contratto, però dico a tempo indeterminato, non determinato, perché quello a tempo indeterminato li prendo, quello a tempo indeterminato non prendiamo un centesimo, e nessuno, i sindacati non hanno fatto nulla, i sindacati non hanno fatto nulla, e la colpa è di noi lavoratori che siamo ancora iscritti al sindacato. Allora, assolutamente Sebastiano, il tema c'è, nel senso, poi c'è il tema dei lavoratori del turismo, c'è il tema dei lavoratori nel turismo termale, ma il signor Sebastiano pone una questione che è relativa appunto al periodo in cui questi lavoratori stanno a casa. È chiaro che in questo momento questi lavoratori, questa tipologia di lavoratori, vede contrarsi ulteriormente il proprio potere d'acquisto. Certo, assolutamente. Purtroppo stiamo vivendo un periodo di grande difficoltà economica, con, come si diceva, insomma, come si è detto finora. Le retribuzioni si abbassano, le pensioni si abbassano, cresce appunto la tassazione, cresce soprattutto la spesa. Si parla tanto quindi di bonus, si parla di reddito di cittadinanza, si parlano di misure a sostegno di quelle che sono le famiglie e di contrasto alla povertà. È chiaro che di bonus, si dice anche nelle nostre campagne sindacali, non si vive, nel senso che poi di fatto le vere azioni evidentemente necessarie che dovrebbero essere così intraprese dal governo in maniera anche piuttosto massiccia e concreta sono di fatto quelle che possono essere gli aumenti delle retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e quindi anche dei pensionati. Colgo l'occasione appunto per ricordare questa indennità una tantum di cui si sente nominare insomma da ultimo proprio in questi giorni qui, perché di fatto la settimana scorsa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge numero 50, che tra le varie norme per far fronte a quella che è la spesa, le grandissime spese che stanno sostenendo oggi le famiglie e i costi dell'energia elettrica, prevede anche un bonus di 200 euro come indennità una tantum nella mensilità di luglio per i lavoratori, per i pensionati e per altre categorie anche di lavoratori. Anche le partite IVA, c'era stato un emendamento in materia. Anche le partite IVA, esatto, lavoratori autonomi iscritti. Come funziona? Allora, di fatto è una misura nuova, ok? È stato pubblicato proprio la settimana scorsa, quindi in via generale insomma si sa quelli che sono i benefici, i criteri e i destinatari di questa misura. Mancano ancora le procedure, ma si può già iniziare
continuare insomma con l'acquisizione del dato nelle sedi sindacali per l'invio della domanda. Di fatto che cosa accade? Con la mensilità del mese di luglio, quindi appunto a breve, i lavoratori dipendenti che hanno percepito nel primo quadrimestre 2022 una retribuzione lorda inferiore a 2.600-2.700 euro lordi, insomma percepiranno direttamente dal datore di lavoro, quindi senza presentare alcun tipo di domanda all'INPS, un pagamento aggiuntivo, questa indennità una tantum di 200 euro nella mensilità appunto di luglio. Quindi tutti i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a 35.000 euro lordi annui, esatto, avranno questi 200 euro in busta paga nella mensilità di luglio. In maniera del tutto automatica. In maniera del tutto automatica. Chiedo 200 euro lordi o netti? No, 200 euro la somma una tantum, quindi di fatto è quella, non c'è un lordo dal quale viene decurtato un'altra somma, quindi ne avremo 150 per dire, 200 euro, esatto. Oltre ai lavoratori dipendenti ricordiamo anche i lavoratori domestici, che appunto sono lavoratori dipendenti ma di una categoria cosiddetta un pochino particolare, nel senso che queste lavoratrici, lavoratori domestici, quindi facciamo riferimento insomma a tutte le colf e a tutte le badanti che troviamo all'interno delle nostre famiglie, che assistono i nostri familiari anziani, devono invece presentare domanda. Quindi di fatto è un'indennità una tantum che per i lavoratori domestici, per i quali deve essere presentata una domanda all'INPS, rivolgendosi chiaramente, si può fare anche in autonomia attraverso lo SPID, attraverso il sito dell'INPS, ma insomma ci si può affidare all'assistenza di quelle che sono le nostre sedi sindacali. Okay. La partita IVA? La partita IVA anche, sono sempre lavoratori che fanno riferimento a questi requisiti inferiori ai 35.000 euro l'anno, e anche per questi deve essere presentata la domanda. Pensionati? Pensionati invece, altri beneficiari di questa misura a sostegno della famiglia, indennità una tantum di 200 euro nella mensilità di luglio, erogata direttamente e d'ufficio dall'istituto, quindi dall'INPS. Dico INPS perché l'INPS è l'istituto che di fatto paga la maggior parte delle pensioni previdenziali e assistenziali che si rivolgono, insomma, destinati insomma ai cittadini pensionati, ma di fatto si fa riferimento anche ai pensionati che hanno in pagamento delle prestazioni pensionistiche in pagamento da altri istituti diversi dall'INPS. Mi vengono in mente ad esempio tutte le casse libero professionali, le Nasarco, certo, quant'altro. Quindi per i pensionati anche qui ci sarà l'automatismo. Ci sarà l'automatismo nella mensilità, esatto, di luglio, e ci tengo a sottolineare appunto una cosa, che hanno diritto a percepire questa indennità anche i cittadini, anche i soggetti che percepiscono una pensione, una prestazione assistenziale cosiddetta, e quindi si fa riferimento a tutte le invalidità civili, alle indennità di accompagno, all'assegno sociale, quindi tutte quelle misure assistenziali che di fatto non derivano da una contribuzione che io ho versato, da una pensione vera. E quindi anche i percettori di reddito di cittadinanza. Anche i percettori di reddito di cittadinanza vedranno questo sostegno, questo aiuto erogato direttamente ed ufficio da parte dell'istituto, sempre della mensilità di luglio. Ma quest'ultimo che sta sollevando un polverone non solo politico, no? Perché ci sono delle forze che dicono non dovrebbe essere riconosciuto questo bonus, questa indennità ai percettori di reddito di cittadinanza. Ma mi fanno cenno dalla regia che c'è un'altra telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto signora, è in onda su Antenna 3. Buongiorno, io volevo chiedere una cosa, non so se l'avevi già detto perché mi sono appena collegata con la... Prego signora, mi indica solo il suo nome e da dove chiama. Io mi chiamo Annalisa e chiamo da Montebelluna. Prego signora Annalisa. Niente, allora io sono pensionata, volevo capire i 200 euro che dovremo prendere con la pensione del primo luglio. A prescindere dal reddito familiare, oppure c'è il reddito che non deve superare familiare dei 35.000 euro?
Allora signora, grazie intanto per la domanda, perché ci permette di specificare meglio insomma quello che è un requisito importante e da soddisfare per tutti i pensionati. Allora, il reddito da non superare si fa riferimento sempre ai 35.000 euro annui di reddito, ma personale, quindi si va a verificare quello che è il reddito in un nucleo, voglio dire cosiddetto marito e moglie pensionati, insomma, se vogliamo dirlo un po' così. Si vanno a verificare i 35.000 euro della moglie. Se ho un reddito quindi inferiore ai 35.000 euro, io personalmente moglie percepirò l'indennità dei 200 euro direttamente in pagamento sulla mia pensione e con un pagamento diretto da parte dell'istituto previdenziale. Se il marito ha un reddito personale inferiore ai 35.000 euro, anche allo stesso, quindi può esserci appunto il caso in cui entrambi i coniugi vanno a percepire l'indennità. Può accumulare più. Esatto. Sempre che appunto sia soddisfatto il limite di reddito inferiore ai 35.000 euro personali. Ci tengo appunto a dire che nei redditi da considerare per questo totale, diciamo per questa somma da non superare, sono esclusi la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate derivanti da tassazione separata. Mi vengono in mente appunto se nell'anno 2021 si è percepito TFR o comunque altre somme particolari. Ecco. Queste non rientrano nel computo. Quindi. Queste non rientrano, esatto, nel computo dei 35.000 euro. Ecco, signora Annalisa, spero sia tutto chiaro, non so se mi sente ancora. Perfetto, guarda, avevo solo questo dubbio dei 35.000 euro, se erano personali o familiari, personali o familiari. Nel nucleo familiare. Perfetto, la ringrazio signora, a presto, grazie, arrivederci. Buona giornata, grazie. Ecco, dicevamo, tra questi rientrano anche i percettori di reddito di cittadinanza e qui, apriti cielo, si sta sollevando l'ennesimo polverone. Poi di fatto, diciamo, Pasqualina, non aiuta questo clima preelettorale, fra 3 settimane poco meno si va al voto, c'è un governo mai così in bilico, verrebbe da dire, ma insomma il tema esiste. Lei che cosa ne pensa? Allora, il reddito di cittadinanza, come diceva giustamente prima Valentina, è stata un intervento emergenziale, doveva dare determinate risposte, è stata poi nasce appunto io ricordi dalla campagna elettorale precedente e ha comunque, nel bene o nel male, perché poi bisogna guardarlo, io guardo sempre la parte realistica e trasparente della cosa, c'era l'esigenza di dare delle risposte comunque a una fetta di italiani che si trovavano nelle condizioni di disagio, senza lavoro e quant'altro, perché poi ricordiamoci che il tasso di disoccupazione è comunque un elemento che dobbiamo tenere e monitorare costantemente, perché ad oggi rimane comunque un problema, soprattutto anche per i giovani che entrano nel mondo del lavoro, però magari lo riprendiamo anche dopo questo. E quindi il reddito di cittadinanza ha comunque portato delle risposte. Dopo purtroppo forse è stato gestito con alcune difficoltà per la gestione della domanda, per la modalità in cui è stata posta e presentata la domanda, per quello che succede, perché poi in Italia lo sappiamo bene, tutti i nostri pregi e soprattutto anche i nostri difetti dal punto di vista burocratico delle cose. E ad oggi il reddito di cittadinanza è messo sotto attacco perché non comunque dà le risposte necessarie a quelle che sono le esigenze, quindi noi pensiamo che vada riformulate, soprattutto che gli interventi che devono essere fatti a sostegno delle persone che si trovano in situazioni di disagi devono essere più strutturate e soprattutto non devono avere fraintendimenti. Ecco, diciamo, quindi scorporare quello che, se l'ho ben interpretata, lo spirito del reddito di cittadinanza, cioè sostenere le persone in difficoltà, sì, da quelle che sono le politiche attive del lavoro. Sì, perché le politiche attive del lavoro devono mirare al collocamento delle persone, non al sostentamento delle persone. Noi anche in passato forse c'è stata troppa volontà di dare anche cassa integrazione e quant'altro a strutture che magari andavano gestite in un altro modo e ristrutturate. C'è una telefonata quando l'allarme diventa rosso, vuol dire che c'è una telefonata e ce ne sono davvero tante, quindi chiedo a tutti di pazientare, forse non ci sarà spazio
spazio per tutti, ma insomma quelle che possiamo fare le facciamo molto volentieri. Pronto, chi parla? Pronto? Buongiorno, sono Chiarotto e telefono da Verona. Sto ascoltando la trasmissione laddove si parla del bonus dei 200 euro. Sono arrivata tardi io a cogliere l'informazione nell'ascolto della trasmissione. Non ho capito se quei 35.000 euro a cui si fa riferimento si riferisce all'importo lordo, annuo o netto. Certo. Ripetiamolo durante. Sì, esatto. Allora, signora Nienti, i 35.000 euro a cui si fa riferimento è il reddito personale di fatto IRPEF, quindi il lordo che lei trova nella sua dichiarazione dei redditi piuttosto che nella sua CU, insomma. Quindi non è al netto della tassazione, ecco. È all'ordo. È all'ordo, sì, vengono soltanto esclusi dal computo dei 35.000 euro il reddito riferito appunto a quella che è la casa d'abitazione e ad altre somme soggette a tassazione separata, come può essere ad esempio il TFR se percepito nell'anno 2021, il trattamento di fine rapporto, insomma, se c'è stato un licenziamento. Sono arrivata a sentirlo. Ok. Grazie molte. Grazie signora, un saluto anche a Verona, arrivederci. Ecco, e qui ritorniamo di nuovo al tema del reddito di cittadinanza e facciamo un passettino indietro, anzi ritorno da lei Durante, prima di fare una domanda molto precisa a Pasqualin. Che cos'è il reddito di cittadinanza e come si percepisce? In maniera molto sintetica, lo diciamo perché va ricordato. Sì, insomma. certo. Allora, di fatto è una misura introdotta nel 2019, come diceva Sara prima, no? Quindi c'è già da qualche anno e ha subito chiaramente anche delle modifiche, delle variazioni in questi 3 anni. Che cos'è? È una misura di contrasto alla povertà ed è chiaramente un sostegno economico alle famiglie meno abbienti con un importo che varia rispetto a quello che chiaramente è il reddito del nucleo familiare, quindi il reddito imponibile, il reddito ISEE del nucleo familiare e a quelli che sono i componenti del nucleo familiare. Quindi non c'è un importo fisso, non è un'indennità una tantum con un importo appunto così come si faceva riferimento all'indennità di prima, non è nemmeno un assegno che posso calcolare rispetto a ho un figlio, ho 2 figli, ho 2 coniugi, non funziona così. Ci sono tantissimi parametri che sono richiesti, requisiti richiesti e parametri che devono essere soddisfatti proprio per raggiungere ed avere diritto alla percezione del reddito di cittadinanza. Uno dei requisiti fondamentali è quello appunto di essere iscritti al centro per l'impiego e quindi quello di avere la dichiarazione di immediata disponibilità. Lo posso percepire per una durata massima di 18 mesi ed è rinnovabile per altri 18. Propedeutico e chiaramente necessario per avere accesso a questa misura, a questo sostegno di contrasto appunto alla povertà, come si diceva anche prima, è la presentazione del modello ISEE, che ormai viene chiesto praticamente per quasi tutto, insomma per tutte queste nuove misure, ed è un indicatore che ci dà quello che è il valore economico della situazione reddituale e patrimoniale di tutto il nucleo familiare. Si richiede appunto un altro dei requisiti richiesti è appunto la permanenza in Italia, la residenza in Italia di almeno 10 anni e lo possono richiedere sia i cittadini italiani ma anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno e chiaramente che vivono appunto nel territorio in via continuativa nel territorio italiano in via continuativa negli ultimi 10 anni. Varia, vi dicevo prima, l'importo, certo. Non è un'indennità, non è una quota che si può quindi quando si dice calcolare. 800 euro è il massimo solitamente. Esatto, sì, diciamo che il minimo da un componente del nucleo familiare che ha un reddito ISEE inferiore ai 9.600 euro più o meno può percepire come minimo da 500 euro al mese fino poi a variare e ad arrivare anche a somme più importanti come 800.000 euro al mese, ma allora si tratta di nuclei con 2 coniugi, con 3 figli, con minori, con soggetti disabili, con magari 2 persone con un'invalidità e magari
un'età superiore ai 67 anni, insomma tanti parametri da valutare, da verificare per calcolare poi quello che è l'esatto importo in pagamento direttamente alle famiglie. Poi il furbetto ci scappa sempre, perché lo abbiamo visto dalla cronaca, ed è questo sì, che va a infiammare gli umori, gli animi, esatto, Pasqualina. Ho la domanda cattiva per lei, ma non riesco ancora a farli. C'è una telefonata, pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, in onda su Antenna 3, con chi ho il piacere di parlare? Pronto? Sono Silvano da Mestre. Prego Silvano. Niente, io ho due suoceri anziani di 92 e 91 anni che percepiscono l'accompagnatoria. Hanno diritto loro a 200 euro una tantum? Quindi con l'accompagnatoria. Sì, ok, durante. L'accompagnatoria, il suocero ha una piccola pensione più l'accompagnatoria, perché sennò non sono deambulanti, insomma. Sì, allora guardi, hanno diritto a percepire l'indennità una tantum dei 200 euro a cui si faceva riferimento prima sulla mensilità di luglio, pagata direttamente con un accredito dall'INPS, dall'Istituto Previdenziale, purché venga soddisfatto il requisito appunto che si diceva prima, il requisito reddituale, quindi non superare il reddito, i 35.000 euro annui di reddito riferiti all'anno 2021, quindi soggetti pensionati titolari di una pensione che deriva dai contributi versati, insomma, dal proprio lavoro, ma anche soggetti titolari di prestazioni assistenziali, pensioni assistenziali, come ad esempio l'indennità di accompagno e l'invalidità civile, purché sia soddisfatto il requisito reddituale di cui si ricordava prima, hanno diritto a percepire e vedranno quindi il pagamento dei 200 euro nella mensilità di luglio direttamente da parte dell'istituto. Ecco Silvano. Va bene. Grazie per la domanda. Molte grazie. Spero che appunto la questione sia in qualche modo risolta. Grazie Silvano. E Pasqualina, le faccio la domanda, ed è l'altro tema, no? Stiamo parlando di reddito di cittadinanza e di carenza di manodopera, no? Mettiamo le due cose insieme. La carenza di manodopera che alcuni settori stanno riscontrando, come per esempio il turismo, ne abbiamo parlato nella prima parte di questa diretta con la sindaca di Cavallino Treporti, è colpa del reddito di cittadinanza? Allora, dal nostro osservatorio le cose non sono tanto correlate, nel senso che nella CGIL di Treviso, che operiamo in tutta la provincia, io vedo molto movimento sul mercato del lavoro, nel senso che noi abbiamo parecchie persone che si rivolgono a noi per cambiare lavoro, perché magari fanno un salto di qualità, hanno trovato un lavoro magari più stabile rispetto a un lavoro precario, c'è più movimento sul mercato del lavoro. Questo più movimento è dettato principalmente da quello che dicevamo anche prima, dopo 2 anni di pandemia qualcosa si è rimesso in piedi, è ripartito il turismo, è ripartito il commercio, adesso infatti sono quei settori che stanno principalmente sottolineando l'esigenza di trovare lavoratori. Dopodiché le dico che io vado dentro per i bar e ne trovo tantissimi che mi dicono anche sto cercando un operaio, un elettricista piuttosto che un muratore, piuttosto che hanno tutti difficoltà a trovare. Non è legato al reddito di cittadinanza. Io ho 2 dati che dicono che qui in Veneto ne sono state presentate di domande circa 27.000 e sulla provincia di Treviso ne abbiamo circa 3.800. Ora che questi percettori di reddito di cittadinanza preferiscono prendere il reddito di cittadinanza piuttosto che collocarsi su un posto di lavoro, non mi sembra che stia tanto in piedi come risposta, nel senso che il posto di lavoro oggi si va in cerca di un posto di lavoro che abbia tutta una serie di tutele e di garanzie, e quello che diceva prima il signore, che io non mi sono dimenticata, che ci ha fatto anche un appunto prima, che lavorava nel turismo, nell'albergo, cioè è ovvio, se gli si offre a un lavoratore, una lavoratrice un posto di lavoro a basso reddito, gli si propone di lavorare molte più ore extra che
che quelle in regola, gli si chiede di fare chilometri su chilometri, le spese le sappiamo sono da sostenere, sono alte, è ovvio che uno ci riflette 2 o 3 volte. Se viceversa è un giovane che magari ha alle spalle una famiglia che riesce a gestirla, cerca di affacciarsi al mondo del lavoro, ma anche qui li vogliamo che si affaccino, vogliamo fare in modo che i nostri giovani crescano nel mondo del lavoro in un ambiente sano. Ecco, noi pensiamo che bisogna guardarsi tutti negli occhi e bisogna iniziare a fare proposte che siano corrette per entrambe le parti. Diciamo che di fronte a un quadro così complesso, perché è davvero complesso e ricco di paradossi, ogni slogan è fuorviante. Sì, sicuramente ci sono settori che hanno necessità in questo momento di avere manodopera e la stanno cercando nel mercato. Dopo io conosco aziende che le stanno trovando, stanno collocando, dopodiché bisogna vedere le richieste. Ci sono altre realtà che magari hanno più difficoltà. Secondo me, insomma, siamo tutti ben consci del territorio in cui siamo e si possono trovare le soluzioni per fare gli inserimenti adeguati delle professionalità richieste. Ok, quindi se si aumentassero un po' i salari, qualche lavoratore e ritorniamo al punto di prima, si troverebbe. E qui chiudiamo il cerchio e diamo spazio alla nuova telefonata. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Signora Nadia, prego. Buongiorno, anche ai suoi ospiti. Niente, volevo chiedere se vi sembra giusto, allora, per esempio, faccio un esempio, ci sono 2 pensionati, marito e moglie, questa una tantum verrà data al marito e anche alla moglie. Se hanno faccio un il mio reddito. caso, pensionato solo mio marito, io sono a carico, percepisce lui solo la pensione, 200 euro, e io che sono a carico, che ho sempre fatto la casalinga, sono rimasta a casa, troverei giusto che fossero dati a chi ha persone a carico. Ecco, in questo caso durante? Sì, ha ragione. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, buona giornata a lei. Ha ragione signora Nadia, in effetti si tratta di un'ingiustizia. Di fatto il caso che diceva che la signora, lei casalinga, il marito, lei a carico del marito casalinga, il marito percettore di pensione, titolare di pensione, sarà soltanto lui a percepire l'indennità una tantum. È vero, è un'ingiustizia, di fatto voglio dire, chi ne avrebbe più diritto eventualmente potrebbe essere lei che non ha nessun reddito, tant'è che appunto è a carico del marito. Però la norma che cosa dice questo decreto legge appunto pubblicato la settimana scorsa? Ci dice questo, che ne hanno diritto i pensionati, oltre ai lavoratori dipendenti così come abbiamo ricordato prima, ma i pensionati titolari di un pagamento, titolari appunto di un trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale erogato dall'istituto, dall'INPS, appunto come si diceva prima da altri enti diversi dall'INPS. Purtroppo questo è la natura obbligatoria di quella che è la misura. È chiaro che è fatta la legge, questa è, e si potrebbe modificare, si potrebbe sicuramente far di più. 200 euro poi alla fine, rispetto a quello che si diceva anche prima, che cosa sono? Sono certo meglio di niente, no? È una goccia, ma di sicuro non ti permettono di fare chissà quali salti a luglio. Per questo appunto si diceva prima, è una misura, è un'indennità, è un sostegno, ma non è sicuramente una risposta a quelle che sono i quesiti o le proposte che a livello sindacale si sono fatte finora, insomma, ecco. Allora, io in questo momento ho un dubbio omletico, perché devo sia dare in pubblicità che lasciare spazio a una telefonata. Direi la telefonata, che così dopo il nostro telespettatore o telespettatrice non aspetta. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, chi parla? È in diretta su Antenna 3. Sono Daniel da Treviso. Prego Daniel. Non so se prima l'avete già detto, ma volevo sapere se per caso i 200 euro vanno anche a chi è in NASPI e quando arrivano. Domanda chiarissima, Durante. Esatto, sì, e ha fatto bene perché in effetti non l'avevamo ricordato, ma è assolutamente, grazie insomma, perché ci dà l'opportunità di specificare che a tutti i cittadini, a tutti i lavoratori, cioè a tutti i lavoratori, insomma, ai soggetti disoccupati, percettori di NASPI o di altri trattamenti a sostegno del reddito, come ad esempio la disoccupazione, la DISCOL, la cosiddetta disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi, percepiranno
hanno l'indennità una tantum dei 200 euro purché appunto titolari della prestazione a sostegno della NASPI della disoccupazione nel mese di giugno. Okay. A questo si aggiungono anche tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola nell'anno 2022. È una condizione diversa, nel senso che è una disoccupazione che si percepisce in un'unica soluzione, insomma in questi mesi qua. La domanda si è fatta entro il 31 di marzo, quindi segue delle regole e dei meccanismi particolari, però anche loro, quindi disoccupazione, NASPI, DISCOL e anche disoccupazione agricola, direttamente con la mensilità appunto di luglio. Chiarissima, Durante, tra l'altro disoccupazione agricola, prego. No, senza fare alcun tipo di domanda. Esatto, quindi sempre in maniera autonoma. Di disoccupazione agricola abbiamo parlato tantissime volte con Pasqualin, è un tema sempre molto attuale, riguarda tantissimi lavoratori anche nella Marca e in Veneto. L'appello è sempre quello di informarsi. Sì, anche perché riusciamo a vederli fondamentalmente una volta all'anno quando si presentano per fare la domanda, quindi questa novità che è proprio uscita qualche giorno fa con il decreto, è ovvio che loro è meglio che vengano da noi e controlliamo, anche perché poi le DS agricole sono in questi mesi che vengono elaborate dall'INPS per i pagamenti. C'è un'altra telefonata, chiedo alla regia, facciamo la telefonata. Allora, pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto signora, in onda su Antenna 3, prego. Buongiorno, io sono Giovanna Di Mestre. Volevo chiederle per favore, io ho una pensione di reversibilità di mio marito, che però è stata aggiunta alla mia di, diciamo, volontaria e di lavoro, che più o meno sui 50-60 euro al mese, però è stata aggiunta a quella di mio marito. Ho diritto anche sulla mia dei 200 euro oppure no? Allora signora, l'indennità le verrà erogata in automatico dall'INPS nella mensilità perché di quella di luglio. mio marito non è INPS, era una dell'Enel, perciò era un altro ente che versava. Ah sì, va bene. Ma unificata tutto assieme. Certo, sì, poi di fatto lei riceve un pagamento unico, no? Un pagamento unico di fatti, è vero. Esatto, sì. Allora non è che riceve però un'indennità di 200 euro per la sua pensione, la diretta sua, e 200 euro per la reversibilità che è sempre intestata a lei, ma arriva appunto dal decesso del marito. Si tratta di 200 euro che vengono appunto messi in pagamento sulle sue pensioni, sul suo pagamento unico delle pensioni di reversibilità e diretta, ma una sola volta e nella mensilità di luglio, insomma, ecco. Cioè sono infatti anche per gli aumenti delle pensioni vedo che non c'è nessun aumento sulla mia, ma neanche su quella di mio marito, perché non aumentano mai niente, perciò non riesco a capire perché uno che ha una reversibilità comunita una pensione BO è la mia, che non possa essere aumentata anche la mia. Questa è una cosa che non riesco mai a capirla questa. Allora signora, guardi, rispetto all'aumento delle pensioni lei sa che di fatto è una battaglia, una delle proposte che insomma come sindacato che stiamo ponendo insomma da diverso tempo, senza avere insomma poi così tanta risposta. Però il consiglio che le posso dare, siccome l'aumento, le indennità, questi bonus, no, come si sente dire, fanno sempre riferimento a quello che è il reddito personale per questa indennità da ultimo, oppure appunto il reddito coniugale, familiare, io la invito magari a fare riferimento a una delle nostre sedi CGIL più vicina e che riesce a raggiungere insomma in maniera più veloce, esatto, proprio per fare una verifica dei suoi trattamenti pensionistici in pagamento, la reversibilità e la sua diretta, e verificare se in base alla sua condizione familiare e reddituale vi è il diritto a una qualche ricostituzione, una qualche maggiorazione rispetto appunto a quelli che sono gli aumenti o le possibilità insomma legate ai suoi trattamenti. Ecco. Signor... Scusi, volevo chiedere una cosa.
Si deve prendere appuntamento o non serve per fare una cosa del genere? No, allora signora, sicuramente tutte le nostre sedi, insomma noi lavoriamo su appuntamento, ecco, quindi le consiglio, mi sembra di aver capito che lei chiama dalla provincia di Venezia, ecco, Mestre, no signora? Io la invito magari a sentire, a fare un colpo di telefono alla CGIL e capire se anche lì si lavora su appuntamento, ma insomma questa è la nuova modalità da Covid, insomma, che abbiamo adottato anche per avere un'organizzazione e dare una risposta più efficiente ed efficace ai soggetti che si rivolgono a noi. Signora, grazie per la telefonata. Gentilissimi, grazie, molto gentile, molto interessante la vostra trasmissione, grazie. Grazie a lei signora. Noi adesso andiamo in pubblicità, vedo che ci sono ancora tante telefonate in coda e dobbiamo anche trattare un altro argomento durante quello dell'assegno unico. Vediamo se ce la facciamo. A fra poco. Di nuovo in diretta, siamo alle battute conclusive, sono sempre qui con Sara Pasqualin della segreteria della CGIL, Valentina Durante, direttrice dell'Inca di Treviso. Abbiamo già una telefonata pronta, chi parla? Buongiorno. Buongiorno. Sono Gianfranco di provincia di Venezia. Prego signor Gianfranco. Senta, io vorrei fare una sola domanda, siccome io ho una rendita INAIL, vorrei sapere se mi aspetta i 200 euro. Rendita INAIL quindi? INAIL, ho avuto infortunio sul lavoro. Certo. Ascolti signor Gianfranco, ma oltre alla rendita INAIL è anche titolare di una pensione? Sì, no, io sono un pensionato che ho lavorato i miei anni. Però... ok, allora, sì. Allora, in qualità di pensionato, quindi oltre alla sua pensione che deriva dal lavoro, dei contributi che lei ha versato in tutta insomma, la sua carriera lavorativa e oltre alla rendita INAIL, e quindi anche titolare di rendita INAIL per questo infortunio che ha avuto sul lavoro, che ha subito sul lavoro, avrà diritto a percepire nel mese di luglio l'indennità appunto una tantum direttamente dall'istituto dei 200 euro. Sempre che venga soddisfatto quel limite reddituale IRPEF legato ai 35.000 euro a cui si accennava prima, insomma. Signor Gianfranco, ci siamo? È soddisfatto della risposta? Ok. Perfetto, grazie signor Gianfranco. Al signor Gianfranco e a tutti voi che avete telefonato davvero in tanti nella diretta di oggi. C'è per caso un'altra telefonata? Chiedo alla regia, vedo. No, perfetto, allora ci fermiamo qui. Dovevamo parlare di assegno unico, non ce la facciamo, ma insomma torneremo su questo tema anche nelle prossime settimane con il CAF e sempre con la Camera del Lavoro. In ultimissima battuta, questa iniziativa della CGIL a Treviso, ce ne parla un attimo Pasqualina? Sì, è un'assemblea che effettueremo appunto presso la sala riunioni dell'Istituto Stefanini, dove vorremmo riportare appunto anche gli argomenti che fatalità abbiamo trattato anche oggi, perché poi lavoro, democrazia, giustizia sociale sono ovviamente parole d'ordine per il nostro lavoro quotidiano. La necessità è quella di risensibilizzare e riapprofondire questi argomenti per tentare di dare delle risposte concrete a tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici, ma anche ai cittadini, perché poi quando si parla di aumento di bollette è una cosa che colpisce tutti, insomma, e questo è il nostro ruolo. La CGIL è ben consapevole che il nostro ruolo è quello di portare delle migliorie, insomma, ai soggetti più deboli e cercare di rendere giustizia sociale. Quindi il 10 giugno a Treviso, l'Istituto Stefanini, dalle 9:30 alle 12, assemblea pubblica su tutti questi temi: pace, lavoro, democrazia, giustizia sociale. Mattinata impegnativa. Una mattinata impegnativa che poi ci traghetterà verso Roma per un ulteriore approfondimento. Grazie davvero Sara Pasqualin, segreteria della CGIL, grazie Valentina Durante dell'Inca di Treviso, grazie a Alberto Piovesan e Simone Merlo in regia. È stata una giornata molto impegnativa anche per noi, perché vi abbiamo raccontato il maltempo in tutta la Pedemontana, ci sono dei danni seri, è stata attivata, ce lo ha confermato il sindaco di Spresiano, la procedura per lo stato di crisi.
Trevi ci sono agricoltori in ginocchio, soprattutto nella zona di Asolo. Tutti i temi che metteremo in fila come sempre a partire dalle 18:30 edizione regionale, e 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento.